Buonasera, buonasera a tutti voi. Grazie per essere qui presenti così numerosi questa sera. Vi diamo dunque il benvenuto alla premiazione dell'economia e dello sviluppo del territorio della Camera di Commercio di Pordenone Udine, manifestazione ormai radicata nelle oltre 70 edizioni che già si sono svolte. Ma le storie che racconteremo questa sera, più che guardare al passato, guardano al futuro e ci danno delle indicazioni preziose. Il mondo del lavoro, dell'operosità, si ritrova qui di nuovo al Teatro Verdi di Pordenone, proprio per rendere il giusto premio a chi ogni giorno affronta le sfide dell'essere lavoratore, dell'essere imprenditore, ognuno con le proprie motivazioni, tutti però uniti per rendere il Friuli Venezia Giulia una terra speciale. Un futuro che è nelle nostre speranze, nelle aspettative, nella voglia di fare, che ci trasmettono le figure che sono state selezionate per i premi. Saranno ben 74 i premi conferiti oggi con meccanismi che spiegherò di volta in volta. Premiazioni che ci consentiranno di fare un viaggio nel nostro splendido territorio, toccando una quarantina di comuni che sono sedi di impresa. Saluto intanto gli ospiti che si sono già accomodati sul palco, il presidente dell'ente camerale Giovanni D'Apozzo, il vicepresidente Michelangelo Agrusti, il sindaco della città di Pordenone che ci ospita Alessandro Basso, l'ospite d'onore il dottor Massimo Brai, direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Ci raggiungerà tra pochissimo anche l'assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini. Una giornata un po' complicata quella di oggi, però sarà tra pochissimo con noi. E poi un saluto a tutte le autorità che sono presenti quest'oggi a teatro. Ci sono tra l'altro tanti sindaci, primi cittadini di municipi che sono sede di imprese o comune di residenza dei lavoratori che oggi vengono premiati. Un saluto particolare ai componenti, il Consiglio della Camera di Commercio, ai presidenti delle associazioni di categoria e ai loro direttori. Soprattutto un caloroso saluto, un benvenuto agli imprenditori e ai lavoratori premiati, molti dei quali sono qui con le loro famiglie. Quindi un saluto a loro, ai collaboratori e ai colleghi. Grazie intanto a tutti e complimenti a tutti coloro che quest'oggi vengono premiati. La parola passa ora al sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, per il suo saluto. Prego. Buonasera a tutte e tutti. I saluti, rivolgo deferenti saluti a tutte le autorità civili, militari, religiose intervenute, a tutto il mondo del territorio e al mondo dell'impresa, che sono le vere autorità, mi sia consentito, della provincia di Pordenone, del Friuli Venezia Giulia, della nostra città. Impresa e territorio sono i paradigmi di ciò che noi stiamo andando a costruire, che abbiamo costruito in vista di quella che è un'ambiziosa sfida, che è quella di Capitale della Cultura 2027. Si tratta di un risultato o di un punto di partenza o di un punto di arrivo per la città di Pordenone? Sì, sicuramente sì. Si tratta di un punto di partenza di un volano per l'economia regionale? Penso altrettanto sì. Il mondo dell'impresa che cos'è per Pordenone? Il mondo dell'impresa è il fil rouge, il mondo dell'impresa è il DNA della terra della nostra regione, della terra della nostra città, della terra del nostro territorio. Scusate questo gioco di parole. Perché se la provincia di Pordenone è nata, non intesa in questo caso come elemento amministrativo, ma se il nostro territorio è nato è proprio perché c'è stata un'impresa che si è consolidata e gradualmente da piccola e media impresa si è affermata, è diventata grande impresa, è diventata industria, è diventata terra di manifattura, terra di grande commercio ed è diventata locomotiva della nostra regione, del nord-est e dell'Italia intera, con sviluppi che guardano all'Europa e che guardano al mondo. Questi sviluppi di natura imprenditoriale, di natura commerciale, di natura
complessiva sono diventati poi ciò che hanno dato la forza per creare grandi eventi, grandi momenti, grandi festival che hanno costruito una base culturale. Questa base culturale poi ha avuto il coraggio di fare uno scatto di reni e di provare ad assurgere al massimo livello della cultura a livello nazionale ed internazionale. Di qui una nuova sfida per il territorio, che si aggancia ad una data, quella del 2026, non del 2027, che guarda ai 50 anni dal sisma del Friuli Venezia Giulia e che vuole essere anche un paradigma per la formazione intera di tutto quello che è la nostra regione. E quindi noi come amministratori, noi come rappresentanti della politica, noi come rappresentanti della nostra città sentiamo molto forte questa sfida e questa sera siamo qui presenti per onorare le persone che sono state riconosciute come meritorie dell'assegnazione di questo premio. Non citerò nessuno per non dimenticare nessuno e allo stesso tempo per non dare poco risalto a questa scelta che non è un simbolo, non è solamente un momento di ricordo e di rappresentazione di chi ha fatto bene, è semplicemente un faro che guarda e ci dice: queste persone hanno raggiunto degli ambiti risultati e voi come territorio dovete raggiungere questi ambiti risultati e portarli avanti nel rispetto e nell'ossequio di questa grande forza e di questa grande energia che noi probabilmente da Pordenone sentiamo più forte che mai, anche perché la trasversalità degli ambiti che sono stati riconosciuti dalla banca, la ricerca, l'impresa, e la produzione e il commercio hanno fatto sì che noi possiamo essere una regione, un territorio e una città che guardano davvero ad un forte futuro. Grazie a quanti sono intervenuti, grazie a quanti hanno individuato i soggetti meritori della premiazione di questa sera e grazie soprattutto a quanti ogni giorno nella nostra regione e nella nostra città si occupano delle nuove generazioni e del futuro, perché il Capitale della Cultura 2027, mi ripeto, è un punto di partenza e noi sapremo rappresentarlo in Italia e nel mondo. Buona premiazione e buona serata a tutti. Mi scuso fin d'ora se tra poco mi vedrete andare via, non per mancanza di rispetto, ma perché parallelamente questa sera c'è un importante convegno dell'Ordine degli Infermieri al quale non posso mancare. Buona serata a tutti. Grazie allora al sindaco di Pordenone. Allora, a rappresentare l'ente camerale unito Pordenone Udine c'è il logo, lo vedete anche alle mie spalle nel fondale, raffigurato a sinistra dal simbolo di Union Camere, a sottolineare appunto l'appartenenza al sistema camerale nazionale, affiancato poi da un simbolo originale proprio che è l'emblema dell'accorpamento delle due Camere, un ponte, simbolo di unione con due pilastri che rappresentano i due territori delle province di Udine e Pordenone sul fiume Tagliamento. È arrivato il momento di entrare nel vivo, di cominciare con le premiazioni. Allora chiedo di salire sul palco, di raggiungermi a Gino Vendrame, che nella giunta camerale rappresenta il settore dell'agricoltura, e adesso la scena diventa davvero dei premiati. Grazie. Ricordo che i premiati ricevono un diploma di benemerenza con apposta una prestigiosa riproduzione in oro della moneta con cui l'imprenditore Jacopo Linussio pagava le proprie maestranze, lungimirante esempio di imprenditorialità del Settecento, con impianti dislocati tra la Carnia e San Vito al Tagliamento, proprio a cavallo dei territori che ora costituiscono l'area di competenza della Camera di Commercio. E allora partiamo subito con la categoria contaminazione lavoro impresa, ovvero i premi riservati ai lavoratori dipendenti di aziende con sede o unità operativa nei territori di Pordenone e Udine. Il centro della scena è per Lorena Longo. (35 anni di attività, dipendente delle cooperative agricole, società cooperativa di Zoppola. Per lei il riconoscimento, l'applauso della sala, anche i fiori. Guardiamo in fondo, prego, per immortalare questo importante momento. Grazie e complimenti.
È il momento di Gianfranco Pilosio, che invitiamo a raggiungerci. 36 anni di attività, dipendente, ora direttore generale della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Monsile di Azzano X, anche per lei il premio. Guardate in fondo per la foto di rito. Grazie, congratulazioni anche a lei. Invitiamo al centro del palco Mara Toppano. 36 anni di attività, dipendente dell'impresa Verde Friuli Venezia Giulia SRL di Udine. Anche per lei il riconoscimento, i fiori e lo scatto. Invitiamo in mezzo a noi Ennio Bivi. 38 anni di attività, dipendente della Cantieri Marina San Giorgio SPA di Pordenone, anche per lei il riconoscimento, un bel sorriso a favore di fotografi. Congratulazioni. Ed ora Stefano Malisano. 38 anni di attività, dipendente dell'Astercoop, società cooperativa di Udine. Prego. Complimenti, complimenti anche a lei. E adesso è arrivato il momento del primo lavoratore di stasera che ha superato i 40 anni di lavoro. Un traguardo importante, sicuramente esemplare nella fedeltà e nella dedizione, Gianni Scodellaro. Ben 41 anni di attività al Circolo Agrario Friulano, società cooperativa di San Giorgio della Richinvelda. Congratulazioni. Graziella Masolin. «41 anni di attività alla Confcommercio di Udine». Congratulazioni. Guardate in fondo, guardate il fotografo. Grazie e complimenti. Salutiamo l'assessore regionale Sergio Bini, buonasera, ben arrivato. Ed ora la volta di Luciana Maria Guillon. 41 anni di attività, dipendente della Il Cuscinetto SRL di Udine. Un applauso meritato e una foto per ricordare il momento. Grazie anche a lei. Chiamiamo sul palco Claudio Polano. 42 anni di attività, dipendente della Fantoni SPA di Osopo. Complimenti davvero anche a lei. Ivano Di Fant. 43 anni di attività, dipendente della Mavis SRL di Remanzacco. Complimenti. Mauro Casasola. Attenzione, per qui arriviamo addirittura a 45 anni di attività, dipendente della Lignano Pineta SPA di Lignano Sabbiadoro. Mi sembra giusto sottolineare questo importante traguardo, ma c'è chi ha fatto addirittura di più. L'ultima lavoratrice a salire sul palco ha davvero un numero sensazionale di anni di onorato servizio. Chiamo Pierretta Tomasella. 51 anni di attività. Avete capito bene, 51 anni di attività
dipendente dello studio legale associato Avvocati Conti Bertoli di Udine. Prego, venga più avanti perché questa sera la scena è veramente sua. Complimenti davvero. Qui è da standing ovation, Complimenti a Pierretta Tomasella. Grazie, grazie davvero. Grazie. Grazie a Gino Vendrame che mi ha aiutato, che può riaccomodarsi. Peraltro ci vedremo con tutti i premiatori e premiati alla fine della cerimonia perché sarà importante realizzare uno scatto, una foto con tutto il gruppo dei premiati. Invito intanto a salire Michela Vogrige che nella giunta camerale rappresenta il settore della cooperazione alla quale chiedo aiuto per i riconoscimenti ai prossimi premiati. Buonasera. Passiamo ora alle imprese. Il premio si chiama Iniziativa Imprenditoriale, è destinato alle imprese che si sono affermate in particolare negli ultimi 3 anni sui mercati anche internazionali per intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione dei servizi, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali. Iniziamo dal settore agricoltura con il primo premio che va all'azienda agricola Zorzettig Annalisa, Cividale del Friuli. A ritirare il premio la titolare Annalisa Zorzettig. Buonasera. Una storia che ha inizio nel 1874 sulle colline di Spessa di Cividale, passione, cura, rispetto del territorio e valorizzazione dei vitigni autoctoni sono i valori che dal 2006 Annalisa porta avanti con orgoglio. Bellissima questa foto, bellissima. Complimenti, guardiamo il fotografo per lo scatto di rito. Grazie. All'ingresso in sala avete ricevuto il libretto che contiene tutte le storie che in maniera sintetica raccontiamo questa sera e poi soprattutto le motivazioni delle splendide realtà che oggi premiamo. Il secondo dei 4 premi agricoltura va all'azienda Forchir di Bianchini Gianfranco E.C., società semplice agricola di Camino al Tagliamento. A ritirare il premio Aldo Bianchini, titolare dell'impresa. Azienda vitivinicola all'avanguardia dove impegno ambientale insieme a pratiche di buona agricoltura nel segno della qualità e sostenibilità costituiscono i valori fondanti. Complimenti anche per lei la foto. Passiamo ora alla società agricola sorgiva SAS di Raffin Giovanni NC di Pordenone. A ritirare il premio è Claudia Raffin a nome del padre Giovanni. Fondata da Giovanni Raffin nel 1965, l'azienda si dedica alla coltivazione del pioppo su circa 150 ettari di terreno, utilizzando tecnologie agricole a basso impatto ambientale. Complimenti a lei e a suo padre, naturalmente. Grazie. Il quarto premio del settore agricoltura è per l'azienda Vendrame Daniele di Codroipo. A ritirare il premio il titolare Daniele Vendrame. L'azienda si estende su 70 ettari coltivati in gran parte a mais, dove sostenibilità e visione a lungo termine si fondono in un progetto solido che guarda alla qualità del prodotto. Congratulazioni. E dopo l'agricoltura i 4 premi riservati al settore cooperazione. La prima impresa è Cooperativa di Consumo di Torreano. A ritirare il premio il presidente Adriano Piccaro. Nasce nel 1945 su iniziativa di 23 uomini del comune per acquistare all'ingrosso e vendere al dettaglio generi alimentari. Oggi la cooperativa garantisce una gamma di prodotti molto ampia ed è il punto di riferimento per l'intera comunità. Complimenti!
Il secondo premio è per Cooperativa Precasa, società cooperativa a responsabilità limitata di Fiumicello Villa Vicentina. A ritirare il premio il legale rappresentante Emanuele Sell. L'azienda vanta un team esperto che spicca nel settore delle costruzioni prefabbricate in cemento per realizzare edifici e manufatti a misura di cliente, con 2 stabilimenti produttivi a Fiumicello Villa Vicentina e a Pradamano. Congratulazioni anche a lei. Altro premio, cooperazione dell'iniziativa imprenditoriale. Cooperative agricole, società cooperativa di Zoppola. A ritirare il premio il presidente Umberto Scodeller. Le sue radici risalgono al 1895 con la latteria sociale, oggi conta oltre 300 soci, 30 dipendenti ed una produzione di 25 quintali di pane al giorno, distribuiti in tutto il Friuli Venezia Giulia. Complimenti. Siamo arrivati al quarto premio che va a FVG Servizi, società cooperativa sociale di Pordenone. A ritirare il premio il presidente Walter Bortolussi. L'impresa si occupa di pulizie civili e industriali, manutenzione del verde pubblico e privato. I numeri sono importanti: 87 lavoratori, 74 soci, coinvolge 9 soci volontari con disabilità nel progetto Pordenone Pulita e Inclusiva. Grazie, grazie, complimenti. Ringrazio Michela Vogridge, può anche lei accomodarsi in sala, poi la richiameremo sul palco per il momento finale. Ci prendiamo una piccola pausa dalla cerimonia di conferimento dei premi, perché ora la parola passa al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Pordenone Udine, il dottor Giovanni D'Apozzo, che traccerà un quadro e farà una riflessione sulle sfide che il mondo economico è chiamato ad affrontare anche attraverso le nuove tecnologie applicate con l'intelligenza artificiale in uno scenario geopolitico in mutazione. A lei, Presidente. Bene, buon pomeriggio, dottor Brai, grazie di essere tra di noi, caro Mike, caro Assessore, amici, autorità, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, lavoratrici, lavoratori, benvenuti alle premiazioni dell'economia e dello sviluppo economico 2025. Ma prima vorrei rivolgere un abbraccio agli imprenditori e cittadini colpiti dai recenti eventi calamitosi e facciamogli un applauso di un augurio. Momento difficile per alcuni paesi, per alcune zone della nostra regione. Era il 1954 quando la Camera di Commercio di Udine iniziò con la prima edizione delle premiazioni dell'economia e del lavoro, a riconoscere agli imprenditori di tutti i settori del commercio, del turismo, dell'industria, della cooperazione, dell'agricoltura, ai lavoratori, un premio per la loro dedizione, per la loro passione, per la loro innovazione, quindi parliamo di tempi lontanissimi. E dal 2018, con la fusione tra la Camera di Commercio di Udine e Pordenone, questo è diventato un patrimonio comune e quest'anno lo svolgiamo a Pordenone. Non vi voglio parlare stasera di numeri, dati, previsioni, anche perché le previsioni, soprattutto dei grandi economisti, negli ultimi anni non ne hanno azzeccata una, figuriamoci se la azzecchiamo noi. Ma vorrei fare alcune considerazioni. La prima, rimarcare il connubio fra economia e cultura, connubio importantissimo, un connubio in cui la Camera di Pordenone Udine ci crede molto, ed il ruolo che vuole avere la Camera di Commercio di Pordenone Udine in questa fase di grandi cambiamenti.
Sul primo aspetto direi che la presenza del dottor Massimo Brai, direttore generale a Treccani, già ministro della cultura, a Pordenone, capitale italiana della cultura nel 2027, come ha ricordato il sindaco, non occorreva arrivare al 2027 per percepire questa grande vivacità culturale che è insita in questo capoluogo, e questa vivacità culturale è stata determinata da una serie di fatti, di eventi che hanno coinvolto la Camera di Commercio. La Camera di Commercio a sua volta è chiaramente di Pordenone, con i suoi presidenti, attualmente con l'amico Michelangelo Augusti, con Pordenone Legge, uno dei grandi eventi nazionali, internazionali, dove Michelangelo ha avuto la capacità di introdurre nelle ultime edizioni i grandi temi, l'Europa, la libertà, quindi non solo un evento culturale, ma un evento politico internazionale, ma anche economico, perché l'impatto sull'economia è chiaramente visibile. Ma non c'è solo Pordenone Legge all'interno dei territori che noi rappresentiamo, ci sono le iniziative di Mirabilia Opus Loci, dove la Camera di Commercio, in particolar modo in questo caso sul riferimento di Udine, ma contemplando chiaramente tutto il territorio, ha voluto e vuole valorizzare quelli che sono i siti UNESCO presenti sul territorio, ben 5, Aquileia, Cividale, Palmanova, Dolomiti Friulane, il sito del Palù, quindi prendendo dentro i due territori, le due ex province, in un contesto dove su 60 siti UNESCO italiani, voglio ricordare che è il primo paese al mondo come numero di siti UNESCO, in Friuli ce n'è ben 5, ma abbiamo tantissime iniziative, Pordenone Silent Film, Far East Film, Mittelfest, rassegna del cinema muto che fa riferimento al silent film, vicino e lontano, il Fake New Festival, devo leggere perché ce ne sono tantissimi, che vanno a rimarcare quanto il tema della cultura e il tema dell'economia viaggino sempre di più insieme. E non è un caso che la regione Friuli Venezia Giulia figura stabilmente tra le prime regioni italiane per valore aggiunto e occupazione, ecco quindi il riferimento all'economia, nel settore culturale e creativo. Oggi siamo però anche qui a celebrare una declinazione di cultura diffusa, quella del lavoro e dell'impresa. Impresa declinata in tutti i comparti, in tutti i settori, in tutti i segmenti della dimensione dell'impresa. E questa è la nostra cerimonia più importante, dove andiamo a raccontare l'economia viva, quella di tante storie. Ne abbiamo sentite alcune, prima nel settore della cooperazione e dell'agricoltura, poi ne sentiremmo altre, e una economia viva che coinvolge imprese, lavoratori, giovani, famiglie. Quindi è una giornata di riconoscenza, ma è una giornata anche di riflessione, perché dietro ogni premio che voi oggi riceverete ci sono storie di coraggio, di fatica, di scelte, di idee, di visione. Ecco, questo è il termine visione quanto mai è adatto soprattutto ai tempi che andremo ad affrontare. Il sistema è il momento in cui viviamo estremamente complesso. Una frase di Giada Bessetti, sinologa, scrittrice, qualificata opinionista, giovane studiosa di casa, essendo anche oltretutto di Gemona, in uno dei suoi libri sulla Cina scrive: «È un dato di fatto irreversibile, stiamo attraversando un cambiamento d'epoca. Non siamo più in un'epoca di cambiamento». Sembra un gioco di parole, ma il significato è molto profondo. E qui noi ci troviamo all'interno di questa epoca di cambiamento. I mercati cambiano a una velocità al quale non si era mai vista prima. La geopolitica disegna nuove rotte, alleanze, i modelli produttivi si rivoluzionano con rapidità
E non possiamo ignorare che la declinazione della geopolitica sulla geoeconomia sta rimodulando completamente quelli che sono i mercati, ma anche i rapporti all'interno dei mercati. Stati Uniti e Cina si contendono la leadership economica, industriale, ma soprattutto quella dell'innovazione, mentre l'Europa, e ce lo diciamo moltissime volte in varie occasioni, è chiamata a ritrovare in fretta coesione e visione. Mario Draghi ha detto: riusciremo ad avere il presidente Draghi, no, Michelangelo, anche in una delle nostre occasioni. Il presidente Draghi ha detto: in questo nuovo contesto geopolitico i singoli paesi europei sono troppo piccoli per farcela da soli. Quindi serve un'Europa più integrata, più coraggiosa, capace di decidere, di investire anche qui nel nostro territorio. Vogliamo contribuire a quella forza comune che rende il continente competitivo e solidale. E qui torna la Camera di Commercio con un suo evento già aggiunto alla terza edizione, Open Dialogue for the Future, dove con la direzione di Federico Rampini, già siamo al terzo anno, a marzo 2026 saremo alla quarta edizione, affrontiamo gli scenari geoeconomici, geopolitici a livello internazionali con interlocutori politici, economici ed oltre provenienti da tutto il mondo. È indubbio che gli equilibri tra Stati Uniti e Cina, la corsa globale all'innovazione, la necessità per l'Europa di tenere il passo soprattutto sulla partita della semplificazione e dell'innovazione ci dicono che non basta reagire, dobbiamo anticipare il cambiamento, dobbiamo investire nella conoscenza, semplificare le regole, rendere più agili le nostre istituzioni. Eppure, in questo contesto internazionale così complicato, lo scenario della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, è uno scenario che dimostra una straordinaria capacità di adattamento. Lo dicono anche i dati più recenti. Un paio di settimane fa, Assessore Bini, abbiamo presentato i dati dell'Osservatorio economico della nostra regione all'interno della Camera di Commercio. Il Friuli Venezia Giulia tiene, con un export in crescita, un sistema produttivo che continua a innovare. Manifatturiero, cantieristica, agroalimentare, legno arredo restano dei solidi pilastri sostenuti da migliaia di piccole e medie imprese che incarnano quotidianamente la resilienza pur in questo contesto. Ma questo è dovuto anche, e qui ce ne dobbiamo tutti compiacere, ad un modello sistemico dove il mondo delle imprese, le associazioni di categoria, in particolar modo la Regione con i suoi assessorati economici di riferimento, ha creato un modello che è un modello vincente, quello di visione aperta, quello di coinvolgimento, quello di parlarsi, quello di fare le cose e soprattutto di capire quelli che sono i driver verso i quali dobbiamo dirigerci. Grazie Assessore, perché questo è anche e soprattutto merito tuo. Facciamogli un applauso. Perché quando la politica produce dei buoni risultati è giusto dare un riconoscimento. E questa metodologia, questi risultati sono il contrario del declinismo. Il declinismo è un termine che l'OCSE nel 2014, su un lavoro che avevamo elaborato di visione, 2014, sul futuro della nostra regione, in particolar modo sulle province di Udine e Pordenone, aveva definito il declinismo come un momento di rassegnazione dove si preferiva guardare il bicchiere mezzo vuoto rispetto a quello mezzo pieno, un fatto più culturale che non economico, non misurabile, però che poi impatta chiaramente su quelle che sono i sentiment e soprattutto dell'impresa. Ma ho detto prima, parliamo, diciamo le cose, ma qui rappresentiamo un ente economico importante, rappresentiamo
il 76% delle imprese in regione, il 92% del territorio. Vediamo cosa possiamo fare, questo ente economico cosa può fare. 3 sono le linee su cui vogliamo concentrare la nostra azione oggi e nei prossimi anni. La prima è l'innovazione, parola ampiamente abusata, però importantissima, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale. L'AI non è un orizzonte lontano, è già dentro i processi produttivi. E voglio ricordare il ruolo della Camera di Commercio, prima di Pordenone e ora insieme, attraverso la LEF, il più grande centro esperienziale digitale del mondo. Quindi questo vuol dire come, e farò degli altri esempi successivamente, come la Camera di Commercio incardina quelli che sono i driver sui quali dobbiamo correre nei prossimi anni. Con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non si tratta di sostituire l'intelligenza umana, almeno ce lo auguriamo, ma di potenziarla, di renderla più rapida, più creativa, più capace di interpretare la complessità, necessariamente immaginando e governando l'impatto che l'intelligenza artificiale è destinata ad avere sulla nostra convivenza, sul lavoro, sul welfare e sui diritti. L'intelligenza artificiale dunque non può essere solo un salto tecnologico, sarebbe banale, deve essere anche un investimento nelle persone, nelle competenze, nella formazione. Ed ecco riapparire la Camera di Commercio con il sostegno a 2 centri di formazione di eccellenza, ITS Alto Adriatico e ITS Malignani, 2 centri di eccellenza all'interno del quale poi sono sul percorso della formazione, si sono incardinati dei case history molto importanti come il modello Ghana e quant'altro, che arricchiscono quelle che sono le prospettive di forza lavoro, soprattutto qualificata, che necessita in tutti i nostri settori, in tutte le nostre aree. Non basta dotare nuovi strumenti digitali, occorre saperli governare, capire le implicazioni, farli lavorare per l'uomo e con l'uomo. La seconda linea è la sostenibilità economica e ambientale insieme. Non è più una scelta etica, ma una necessità strategica. A questo punto, come non ricordare il CATAS, centro di eccellenza mondiale, CATAS, di cui il socio di maggioranza assoluta è la Camera di Commercio, centro di eccellenza mondiale per la certificazione di qualità e sostenibilità nel settore legno e non solo. Le imprese che investono in efficienza energetica e materiali rinnovabili in processi circolari sono le stesse che resistono meglio alle crisi e conquistano nuovi mercati. La sostenibilità è anche responsabilità sociale verso i lavoratori, i clienti e la comunità. La terza è la semplificazione. Qui devo richiamare per la seconda volta il mio amico l'assessore Bini, perché qualche giorno fa è stata varata la legge, il testo unico sul commercio e sul turismo. Prima erano 2 testi, le dimensioni prima era un pacco di carta così, adesso un pacchetto di carta così, semplificazione, ma soprattutto con un approccio innovativo. Le imprese, ma ce lo dirà lui stesso dopo, cosa hanno bisogno? Di cose semplici, capibili e che siano fattibili. Tutto il resto rientra in un mondo burocratico che è quello che di peggio l'impresa può trovarsi di fronte a sé. E sulla semplificazione, al di là di questo esempio positivo, non possiamo chiedere alle imprese se la macchina pubblica procede a passo lento. La semplificazione vuol dire utilizzare la digitalizzazione, vuol dire avere delle tecnologie che riducano di ridurre i passaggi. E la Camera di Commercio è un ente pubblico e posso dire che stiamo lavorando per accelerare questi processi di innovazione e di digitalizzazione che devono servire poi alle imprese per trovare delle risposte immediate. Ma voglio avviarmi alla conclusione rivolgendomi agli imprenditori, ai lavoratori, alle famiglie che oggi premiamo, a cui va il nostro ringraziamento più sincero. Lo va come sistema
questo caso economico, che con Michelangelo e con tutti i componenti della Giunta del Consiglio Camerale, ma io penso di tutta la collettività. Voi siete non solo gli attori, ma siete i registi di questa manifestazione. Come Camera di Commercio cosa possiamo dire? Che noi vogliamo continuare a essere un ponte. L'ha detto la presentatrice prima, il ponte Pordenone e Udine è unita da un ponte, il ponte unisce, il ponte è un simbolo di accordo, è un simbolo di fratellanza, di condivisione, è un simbolo positivo. Ecco, il ponte è un simbolo positivo. E è un simbolo in questo caso positivo tra istituzioni, imprese, trasformazione, lavoro, innovazione e persone, perché abbiamo parlato di innovazione e di intelligenza artificiale, ma ricordiamoci che al centro ci sta sempre la persona, l'uomo lavoratore, l'uomo imprenditore, l'uomo cittadino. E in questo equilibrio fra tecnologia e umanità, tra economia e cultura, che si gioca il futuro del nostro territorio. Grazie a voi e complimenti per ciò che fate. Grazie al Presidente D'Apozzo, e allora noi proseguiamo con le premiazioni. Chiedo a Silvano Pascolo di raggiungermi dalla platea così da poter procedere con la consegna dei prossimi rilevanti premi. Silvano Pascolo nella Giunta Camerale rappresenta il settore dell'artigianato. Buonasera. Nella categoria dell'iniziativa imprenditoriale ora celebriamo le imprese del settore artigianato. 6 le imprese di eccellenza. La prima è Abramo Impianti SRL di Udine, a ritirare il premio Mauro Abramo, titolare e fondatore dell'impresa. A lei il centro della scena. Il premio e la fotografia, guardate dritti in fondo a voi. Punto di riferimento per impianti elettrici, sistemi tecnologici, energie rinnovabili e termoidraulica, con un team di oltre 30 professionisti, l'azienda offre soluzioni personalizzate e innovative. Complimenti! La prossima impresa artigiana è Amerio Stefano di Cavalicco di Tavagnacco, a ritirare il premio il titolare Stefano Amerio. Stefano Amerio è ingegnere del suono di rara sensibilità musicale. Arte Suono rappresenta uno degli studi di registrazione più prestigiosi e rinomati d'Europa, punto di riferimento internazionale per il jazz contemporaneo e la musica acustica. A lei il premio e la foto di rito. Grazie, complimenti. Proseguiamo con la terza impresa dell'artigianato, Claudio Domini SRL di Fagagna. A ritirare il premio il legale rappresentante Claudio Domini. Costruire bene significa prima di tutto proteggere chi lavora. Sono i principi fondanti dell'impresa di Claudio Domini, che dal 2008 realizza ristrutturazioni, nuove costruzioni, restauri conservativi e interventi su spazi produttivi. Complimenti. La prossima impresa artigiana è Idrospurghi Plaino Gianni SNC di Plaino Alessandro NC di Latisana. A ritirare il premio il legale rappresentante Alessandro Plaino. La motivazione. L'azienda compie 60 anni d'attività, il nome Idrospurghi è diventato un marchio registrato. Oggi i figli di Gianni, Alessandro e Annalisa hanno consolidato l'attività di smaltimento e depurazione delle acque con attrezzature all'avanguardia. Complimenti, congratulazioni. La quinta impresa del comparto artigiano è Metti la testa a posto di Buttolo Valentina, Moggio Udinese. A ritirare il premio la titolare Valentina Buttolo.
L'azienda nasce 14 anni fa da un sogno: portare sul territorio un servizio di cura personale di alta qualità. Oggi il salone, con un team di collaboratrici esperte, rappresenta un punto di riferimento. Ed eccolo rappresentato nella foto tutto il team. Complimenti a lei e al suo gruppo. La sesta impresa del comparto artigiano è PMI SRL di Zoppola. A ritirare il premio il legale rappresentante Stefano Padoan. Per lei c'è il tifo. Attiva dagli anni 60, PMI tratta una vasta gamma di materiali, dalle gomme naturali alle siliconiche fino ai polimeri speciali, realizzando prodotti a garanzia di qualità e affidabilità. Complimenti! Guardate in fondo, dritti davanti a voi per la foto. Complimenti. Il premio Iniziativa Imprenditoriale per il 2025 prosegue ora con il settore industria. Il primo dei 7 premi è per BS Crea SRL di Chions. A ritirare il premio l'amministratore Marco Santin. L'impresa nasce nel 74 con Giorgio Santin. Oggi l'impresa, grazie a Marco, ha acquisito un carattere innovativo nella produzione di semilavorati e prodotti finiti per mobili e arredamento, mantenendo un saldo legame con la tradizione. Complimenti. Secondo premio all'industria, Boer Group SRL di Cordenons. A ritirare il premio Mario Boer, amministratore della società. Venga più avanti a favore di luce e di fotografi. Realtà d'eccellenza, frutto di quasi un secolo di storia di lavoro, passione, innovazione nella produzione di manufatti in cemento e impianti di depurazione acque reflue civili e industriali. Complimenti, complimenti. Restiamo nel comparto industriale con Comec Group SRL di San Giovanni al Natisone. Non è purtroppo presente qui questa sera il presidente fondatore Lucio Bergamasco, perché è letteralmente impegnato a salvare la propria azienda. Sapete... Vi ringrazio per questo applauso che rappresenta in qualche maniera il nostro sostegno a tutto il Friuli, che ha passato una bruttissima notte, che si è risvegliato con alluvioni, disagi e allagamenti. Il nostro pensiero va a tutti i cittadini che stanno vivendo questo dramma, naturalmente anche alle imprese che hanno subito dei danni. In particolare il nostro pensiero va a Lucio Bergamasco. A ritirare comunque il premio, era importante lo ricevesse, il dottor Edo Fedele, che è commercialista di fiducia dell'azienda. Comec Group opera attraverso 3 aziende, Comec SRL, Camam SRL, DLM SRL, nel settore della progettazione, produzione e vendita di macchine evolute performanti per la lavorazione del legno, affermate a livello mondiale. Facciamo i nostri complimenti e facciamo sentire attraverso di lei il nostro sostegno. Grazie. La quarta impresa del settore industria è IDIR SRL di Chiusaforte. A ritirare il premio l'amministratore unico Tiziano Marcon. Sveliamo intanto l'acronimo IDIR, impresa di scaggi ispezioni rocce, nasce nel 1982, è altamente specializzata in interventi di consolidamento terreni, difesa da caduta massi e valanghe, lavori in quota, sistemazioni idrogeologiche e opere di ingegneria naturalistica. Ecco, questa foto peraltro è davvero carina. Complimenti. Credo che avremo molto bisogno del vostro lavoro. Grazie.
La quinta impresa del comparto industria è Molaro Aldo Serramenti SRL di Tarcento, a ritirare il premio Marianna Molaro, amministratore della società. Specializzata nella produzione di serramenti in legno e legno alluminio, offre prodotti tailor-made con forme e materiale personalizzabili e innovativi ed è presente sui mercati nazionali ed internazionali di USA, Russia, Canada, Francia, Medio Oriente. Congratulazioni, avete già guardato in fondo per la foto, bravissimi. Complimenti. La sesta impresa del settore industria è New SRL di Udine, a ritirare il premio Bruno Cibischino, co-owner. Da oltre 25 anni l'azienda sviluppa collezioni donna Total Look che combinano creatività, ricerca stilistica, qualità artigianale e attenzione ai dettagli. Complimenti. Ed ora la settima impresa del settore industria, la Valerio Sabinot SRL di Basiliano. A ritirare il premio il fondatore Valerio Sabinot. L'impresa affonda le radici nell'esperienza di Valerio. Oggi Michela e Nicola proseguono con successo l'attività di ristrutturazione di edifici civili e industriali di tutte le opere di trasformazione e adeguamento dei fabbricati. Molto bella qui la foto con tutto il suo staff, tutti i collaboratori ai quali si aggiunge l'applauso della sala. Congratulazioni! Avete guardato i fotografi in fondo per la foto? Bravissimi. Ringrazio Pascolo per l'aiuto che mi ha dato, anche con lei ci rivedremo poi nel corso della serata. Chiamo intanto sul palco Fabio Pillon che nella giunta camerale rappresenta il settore del commercio, dunque vi date il cambio. Approfitto per ricordare che nel libretto di sala, come vi dicevo, potete trovare tutte le storie che questa sera raccontiamo e nel dettaglio anche le motivazioni per i premi che questa sera vengono consegnati. Siamo al premio iniziativa imprenditoriale con il settore appunto del commercio. La prima azienda è Farmacia Zappetti SRL di Artegna. A ritirare il premio la dottoressa Marzia Zappetti. Un'attività di successo avviata nel 1978 che oggi vanta un organico composto da 4 farmacisti, 2 collaboratori con competenze altamente professionali. Li vediamo tutti schierati dietro il bancone. Guardate in fondo per la foto, un bel sorriso. Grazie e complimenti. Prossima azienda del commercio è Minin SRL di Porpetto. A ritirare il premio Maria Pia Minin, proprietaria dell'azienda. Negli anni 30 Francesco Minin intraprende l'attività di vendita ambulante di abbigliamento, oggi in un complesso di oltre 5.000 metri quadrati, una nuova concezione del fashion store. I principi sono gli stessi: cura e attenzione al cliente. Complimenti, congratulazioni. La terza impresa del comparto commercio è Mugherli Michela di Pordenone. A ritirare il premio Michela Mugherli. Venga avanti, l'azienda opera nel settore dell'intermediazione assicurativa, finanziaria e previdenziale, conta ben 10 uffici, un team di 25 collaboratori e oltre 17.000 clienti. Complimenti. La prossima impresa afferente al commercio è Pane e Bontà di Dazzan Andrea SNC Sesto a Reghena. A ritirare il premio il legale rappresentante Andrea Dazzan.
Un panificio che conta oltre 100 anni di attività, 4 generazioni, capace di innovare restando sempre fedele alle origini. E qui immagino ci sia una foto che risale, no? a qualche tempo fa, bellissima, complimenti, congratulazioni anche a lei. La quinta impresa del commercio è Remisped SRL di Pordenone, a ritirare il premio l'amministratore unico Pino Greco. Azienda all'avanguardia, opera nel settore dei trasporti, della logistica, quale fornitore completo per ogni esigenza legata alle spedizioni. Complimenti anche a lei. Foto di rito. Sempre nel settore commercio premiamo ora Uniflora SAS di Rulvoni Massimo ONC di Tavagnacco, a ritirare il premio Massimo Rulvoni, legale rappresentante. L'azienda commercializza fiori e piante all'ingrosso in tutto il Friuli Venezia Giulia, in gran parte dell'Austria e della Slovenia, e grazie ad un team giovane e dinamico investe in ambito digitale e tecnologico. Complimenti. Il premiatore Pillon può accomodarsi, la ringrazio per l'aiuto, ci vedremo più tardi nel corso della serata. Ricordo a tutti i premiati di fermarsi davvero fino all'ultimo, perché ci sarà poi il momento della foto di gruppo a ricordo di questa serata, che è proprio dedicata a tutti i lavoratori e le aziende premiate. Lascio ora la parola all'assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, per il suo intervento. Prego. Bene, grazie. Anch'io voglio rivolgere un pensiero e un abbraccio davvero ai tanti amici, tanti imprenditori del Friuli occidentale che purtroppo stanno attraversando un periodo, una giornata davvero complicata. E una preghiera la rivolgo a quel ragazzo che ha sacrificato la propria vita salvando una persona, una signora. Penso che i nostri pensieri oggi vadano a loro, ma noi friulani siamo purtroppo, abituati a cadere, a soffrire, a lottare, ma ci siamo sempre rialzati. Quindi io sono convinto che anche i tanti amici che oggi sono in grandissima difficoltà faranno altrettanto. Per me è innanzitutto un'emozione. Ogni volta che io partecipo, questo evento io lo aspetto ogni anno, un evento importante, è un evento che riempie i teatri. È bello vedere un teatro come questo pieno, zeppo di imprese, di imprenditori, di storie, di emozioni, di tenacia, di determinazione, di eccellenze. Penso che tutto ciò ci debba riempire d'orgoglio. Io, oltre a portare a tutti voi i miei saluti, porto quelli del governatore, porto quelli di tutta l'amministrazione regionale. Prima ho salutato il validissimo amico sindaco Alessandro Basso, saluto il mio amico Giovanni e presidente Giovanni da Pozzo, Michelangelo Agrusti, l'ospite di onore che ho avuto il piacere di conoscere quest'oggi, Massimo Brai, e voglio fare i complimenti in primis alle 3 personalità che oggi riceveranno queste targhe dell'eccellenza, a Massimo Robioni, a Silvia Franceschi e a Maurizio Cini. Complimenti, davvero ve le siete assolutamente meritate.
E poi complimenti a queste 74 imprese, imprenditori, lavoratori, queste 74 storie. Prima nell'attesa ho avuto modo di dare una letta un po' alle vostre storie. Questo è il Friuli Venezia Giulia. E se oggi, come ha detto il Presidente D'Apozzo, siamo qua a far festa, questo lo si deve a voi. Poi, come sempre, oggi io farò arrabbiare il mio staff. Loro mi preparano ogni volta, Michele, il discorso. Io non li leggo mai. Non li leggo mai perché mi faccio prendere un po' dall'entusiasmo, un po' dagli interventi di chi mi ha preceduto. E ho sentito con molta attenzione l'intervento che ha fatto il Presidente D'Apozzo. Ma guarda, io ti ringrazio davvero per i complimenti che hai rivolto a me, io li rivolgo alla mia squadra, ma se in Friuli Venezia Giulia si fanno ste cose, e questo è merito di una grande capacità che abbiamo avuto, non banale, non scritta da nessuna parte, quella di fare squadra, ma squadra davvero. Perché è vero, abbiamo avuto il coraggio di portare avanti delle leggi sfidanti, uniche, per esempio quella del terziario. Abbiamo avuto coraggio, molto, perché un conto è dire le cose, un conto è fare le cose, perché guardate, quando tu metti mano alle leggi, quando tu vai a tagliare le leggi, quando vai ad abrogare le leggi, e insomma, e non è mica una passeggiata, sapete, non è una passeggiata perché c'è sempre qualcuno che resiste al cambiamento. Però ti dicono, no, bisogna cambiare, bisogna fare, bisogna sostenere, però insomma non è proprio così. Se qua noi siamo riusciti a fare sta roba importante, ci abbiamo messo 1 anno e mezzo di lavoro, è proprio grazie alla squadra, dove tutti assieme, ognuno nel proprio ruolo, le istituzioni, la regione, gli enti locali, le associazioni di categoria, i sindacati, le imprese, gli imprenditori stessi hanno composto, ognuno per il proprio ruolo, un pezzetto di un grande puzzle. Ed è vero, abbiamo fatto, guardate, la politica a sto giro ha fatto una cosa, anche questa non scontata, semplice per me, ascoltare. Ma chi? E quelli che stanno fuori, quelli che fanno le imprese, quelli che tirano su le saracinesche, quelli che si sporcano le mani, quelli che assumono, quelli che pagano gli stipendi, quelli che firmano con le banche le garanzie. Cioè gli addetti ai lavori. Noi l'abbiamo fatto. Loro ci chiedevano una cosa molto semplice, perché dopo alla fine, guardate, di solito chi fa politica viene qua e dice io ho messo tutti quei milioni per l'economia, bla bla, tutte queste storie qua. Ma sì, va bene, van bene, perché i soldi aiutano. Se arrivano dei contributi, magari a fondo perduto, aiutano ancora di più. È vero. Ma chi fa impresa ti chiede una cosa molto semplice: lasciateci lavorare in pace. E soprattutto non vedeteci come dei nemici. Se un paese cresce, se un paese genera ricchezza, se un paese assume e combatte la disoccupazione, signori, questo lo si deve al mondo delle imprese, a nessun altro. Quindi lo sforzo che noi stiamo cercando di fare, noi siamo, per l'amor del cielo, una regione virtuosa, è vero, con dei fondamentali buoni, ottimi, però da soli non ce la possiamo fare. Non ce la possiamo fare. Possiamo sì semplificare l'agire quotidiano di chi fa impresa, ma se poi le nostre imprese sono a loro volta assoggettate a normativa nazionale, ancor di più, dico, europee,
E ciò è mica facile. Prima Giovanni ha detto una cosa e ha fatto menzione a un mondo che cambia, che sta cambiando velocemente. Tutto vero. Ci sono degli assestamenti delle forze economico-politiche, si stanno riequilibrando, ci sono questi assi forti, Stati Uniti d'America da una parte, l'Asia, Cina dall'altra, ma non solo, il Medio Oriente, anche questo sta crescendo in maniera importante, che stanno giocando in uno scacchiere globale. Bene, uno dei protagonisti di questa partita è anche l'Europa. Vero? È terribilmente frazionata, dove c'è l'Europa unita, sì, ma non è un unico esercito, un'unica difesa, non hai un'unica fiscalità, non hai un'unica strategia economica, ognuno va per sé e forse Dio va per tutti, forse. Allora è lì che noi dobbiamo davvero giocarci la partita, Michele, del futuro, lì. Perché o loro capiranno che se tu non metti in cima le tue priorità, sì, le margherite sono belle, i campi verdi sono belli, ma con quelli non crei futuro. Ci deve essere il rispetto dell'ambiente, ma vive Dio, non può ruotare tutto attorno a sta roba qua, a discapito delle imprese. Questi qua, quante imprese hanno mandato in malora? O hanno rischiato di mandare in malora? Vi ricordate 2035? Entro il 2035 il mondo deve cambiare. Sì, peccato che affermazioni di questo tipo, scadenze di questo tipo, hanno rischiato di mettere a soqquadro un'intera categoria, per esempio l'automotive, dove in Friuli Venezia Giulia, in Italia qualcosa possiamo dirlo. E allora il vero sforzo che noi dovremmo fare, sapete qual è? Uno, so di dire cose che di solito i politici non dicono, ma io non sono un politico, quindi mi permetto di dirle, è mandare là i migliori. Perché se tu mandi là i migliori, probabilmente questi avranno la capacità, la visione per cambiare davvero le cose. Perché altrimenti comanderà il burocrate. E il burocrate non si autodistrugge. Perché più casini ci sono, scusate il termine, carte ci sono, burocrazia c'è, meglio è. Peccato che tutta sta roba qua ci manda a casa tutti noi. Non ci permette di creare ricchezza. Quindi lo sforzo che noi dovremmo fare da qui ai prossimi anni sarà quello, far sì che l'Europa cambi davvero modo di pensare, metta al primo posto le imprese e gli imprenditori. Poi noi come Regione Friuli Venezia Giulia cercheremo di fare la nostra parte come l'abbiamo sempre fatta, con serietà, determinazione, lungimiranza, perché siamo convinti davvero che seppur piccoli il tessuto economico della nostra regione sia davvero d'esempio per il Paese tutti. Buona serata e buone premiazioni. Grazie all'assessore Bini. Nel frattempo saluto, ci ha raggiunto, è in platea Luca Ciriani, il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Grazie per essere con noi. Devo richiamare sul palco Fabio Pillon, rappresentante in giunta camerale del settore commercio, per poter proseguire con le premiazioni. E lo facciamo con un altro settore del premio, iniziativa imprenditoriale, quello turistico alberghiero. Grazie per essere tornato sul palco. Il primo dei 5 premi è riservato a Buonocore Bonaventura, hotel, ristorante, pizzeria Cigno di Latisana. A ritirare il premio la figlia del titolare, Antonella Buonocore.
Bonaventura ha realizzato il suo sogno, il ristorante pizzeria Hotel Cigno, che oggi può accogliere oltre 250 persone e disporre di ben 48 camere con piscina. Complimenti, congratulazioni. Il prossimo premio è per Food Art SRL di Udine. A ritirare il premio il fondatore Rida Akkad. Da un'idea innovativa è nata e cresciuta un'impresa di ristorazione medio orientale di assoluto successo. I ristoranti Mille e una Notte, un centro di cottura con laboratorio di produzione e il centro logistico al servizio dei propri ristoranti. Complimenti! Il terzo premio va a Luna SRL di Fontana Fredda. A ritirare il premio il legale rappresentante Renato Barbisan. L'Hotel Luna rappresenta un modello di imprenditorialità responsabile che coniuga tradizione familiare, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Complimenti! Il prossimo premio del turistico alberghiero va a Mediterranea SRL, Bellini Hotel di Lignano Sabbiadoro. A ritirare il premio l'amministratore unico, il dottor Vincenzo Monreale. Punto di riferimento per ospitalità e stile, il Bellini Hotel offre servizi di alta qualità con personale specializzato in un ambiente elegante che unisce modernità e tradizione. Congratulazioni! Il quinto premio Turismo e Ricettività va a Pian dei Tas di Tinor Mario NC SNC di Barcis. A ritirare il premio l'amministratore unico Mario Tinor. Dalla tenacia della famiglia Tinor nascono il ristorante e l'azienda agrituristica Pian dei Tas, un luogo dove le persone possono trascorrere le vacanze immersi nella natura e gustare piatti casalinghi tipici. Congratulazioni, complimenti. Ci prendiamo una piccola pausa nelle premiazioni. Invito il ministro Ciriani a raggiungerci sul palco. Gli chiedo se vuole portare il proprio saluto. Eccolo, buonasera. Buonasera, ministro. La prego di raggiungere il palco. Sì. Grazie a tutti. Scusate il ritardo. Voglio salutare naturalmente tutti i presenti, i nostri ospiti, naturalmente gli amici della Camera di Commercio che hanno organizzato questa serata, e cercherò di essere breve perché naturalmente se uno arriva in ritardo deve pagare pegno e quindi insomma è giusto che sia così. Volevo innanzitutto, immagino che l'abbiate già fatto, portare un pensiero di solidarietà e di vicinanza alle persone, ai nostri corregionali che sono stati colpiti questa notte dai gravi eventi alluvionali. Sono in ritardo anche per questo motivo, perché ero nella zona di Palmanova insieme al ministro Giuli per alcuni sopralluoghi delle nostre città d'arte, e credo che questo evento, oggi la premiazione del merito del lavoro dell'impresa, sia collegato a quello che è avvenuto in quelle zone. Ovvero, siccome un caro amico che gestisce un ristorante mi ha mandato le immagini del suo ristorante completamente invaso dall'acqua e dal fango, e ho detto a lui ti
ti risolleverai come abbiamo sempre fatto, lo faremo anche questa volta e quindi il Friuli saprà superare anche queste difficoltà con lo stesso spirito che ha usato in tutti questi anni. Ed è lo stesso spirito che avete voi oggi premiati qui, lo spirito della cultura del lavoro, del sacrificio, dell'impresa, di chi sa rimboccarsi le mani, che non si ferma di fronte a nulla. È l'ottimismo del fare che ci hanno insegnato i nostri padri, i nostri nonni. Questa è una provincia, la nostra di Pordenone, quella di Udine, il nostro territorio, che ha una storia molto simile. Se andiamo indietro nel tempo, solo pochi decenni fa, nei nostri piccoli comuni, come quello in cui sono nato io, in cui ancora vivo, non si distingueva il profilo della casa con quello della piccola impresa, del fabbricato, del campanile, della chiesa, insomma tutto era mescolato, perché la storia, la nostra, è la storia di piccoli imprenditori che prima magari facevano i contadini, che hanno trasformato la stalla in una piccola bottega, che poi diventava una bottega artigianale, che poi diventava una piccola impresa, e poi quella piccola impresa diventava una grande realtà in grado di andare in giro per il mondo e vincere le sfide della competizione globale. Questo è quello che noi abbiamo fatto in tutti questi anni. Questo è la cultura del merito, del premio, del lavoro e dell'impresa di cui siamo tutti quanti molto, molto orgogliosi. E ne siamo orgogliosi perché è esattamente il contrario della cultura che è del tutto facile e del tutto gratis. Nulla è facile, nulla è gratis nella vita. Non si cancella la povertà per legge, non si crea la ricchezza per decreto. E quindi quello che noi stiamo qui a testimoniare è la cultura che qualcuno in maniera sprezzante anni fa sui giornali e anche in libri molto venduti definiva con disprezzo, con superiorità, con sufficienza la cultura dei schei, come se la cultura di fare soldi, di creare ricchezza fosse in contrapposizione, in contrasto con la cultura del fare, del sapere, dell'imparare, del conoscere. Noi siamo una grande realtà di imprenditori che oltre a costruire ricchezza, fare soldi, sono in grado poi di impiegare quei soldi per creare bellezza, per creare cultura, per creare approfondimento. Ne è una dimostrazione questa città che ha vinto meritatamente il titolo di Capitale della Cultura 2027. Siamo in grado di fare entrambe le cose, altri magari no, ma noi sì. Siamo in grado di essere gente acculturata e gente che lavora, che si alza la mattina presto per fare il proprio compito, il proprio dovere e farlo bene, e poi alla sera si mette giustamente l'abito elegante per seguire un concerto, per andare a teatro, per visitare una mostra come quella bellissima di Villa Manin, che se non l'avete visto vi invito a visitare. Siamo questa realtà qui. Non vi voglio tediare con la descrizione, la rappresentazione, l'apologia dell'attività del governo. Sarebbe per me anche abbastanza facile, da parte del mestiere che devo fare, però non sono qui per fare una difesa d'ufficio di quello che ha fatto il governo. Posso soltanto dirvi che abbiamo cercato di utilizzare, come farebbe un bravo imprenditore del nord-est, le risorse, concentrandole su quello che, perché non sono infinite, su quello che secondo noi è più utile. Il contesto in cui ci muoviamo è molto complicato, voi lo sapete, il rallentamento dell'economia tedesca, in particolare, credo ne accennasse adesso l'assessore Bini, coinvolge direttamente questa parte del territorio, perché le nostre economie sono molto, molto connesse tra di loro. C'è il caro energia che ci preoccupa molto, ci sono le guerre, i conflitti che naturalmente rendono più instabili tutti i profili economici. C'è tutto il mondo che si sta riassestando e la geopolitica sta dando grandi lezioni purtroppo di realismo anche a chi non le vuole vedere. In tutto questo contesto, ripeto, molto difficile, noi credo abbiamo regalato al Paese abbiamo donato al Paese un regalo prezioso che non ha mai avuto, che si chiama stabilità. La stabilità del governo in Italia era un'eccezione, anzi possiamo dire che non c'è mai stata. In questo momento l'Italia è il paese più stabile d'Europa ed essendo il paese più stabile d'Europa è anche il più credibile. Eravamo il paese dei governicchi che duravano 12 mesi, 14 mesi, forse anche meno. La Presidente Meloni, la prima volta che è andata al G7, si è sentita dire chissà se sarai ancora tu al prossimo G7 a rappresentare l'Italia, perché questo era quello che i paesi stranieri pensavano di noi. E la stabilità ha creato anche la credibilità internazionale. E la credibilità internazionale si riflette anche sui conti economici del Paese, perché i conti in ordine, non sottoposti al ricatto di manovre elettoralistiche in cui i soldi si spendono troppo e male,
ha prodotto finalmente un paese con i conti in ordine e le agenzie di rating lo hanno capito, lo hanno scritto, migliorando l'outlook del nostro paese. Finalmente c'è un'agenzia di rating che ci mette in Serie A, dove noi dovremmo stare per la nostra storia e per la nostra credibilità. E lo spread, lo spauracchio dello spread che aveva quasi fatto saltare per aria i governi degli anni precedenti, è adesso più basso di quello della Francia. Insomma, secondo me, secondo noi, la reputazione di un paese, i conti in ordine e la stabilità sono il primo vantaggio competitivo che noi dobbiamo raggiungere e mantenere. E mi avvio alla conclusione, perché le altre cose le teniamo per un'altra volta. Vorrei dirvi che, cari premiati, che io credo di conoscere bene questo territorio, credo di conoscere anche molti di voi personalmente, molti delle persone che oggi hanno ricevuto questo attestato. E so, siccome vi conosco la vostra realtà, perché poi è anche la realtà della mia famiglia, di molti familiari miei, che sono chi è stato artigiano, commerciante, piccolo imprenditore, che dietro ogni storia, ogni premiazione, dietro ogni quadro che ricevete, ricordo di questa giornata, c'è una storia lunghissima, c'è una biografia fatta di successi, ma anche di successi, di pagine belle, di pagine brutte, anche di momenti di amarezza, di sconforto. Insomma, dietro a ogni storia c'è una grande storia di un mondo che va rispettato e va onorato. E quindi sono qui per dire che oggi siamo qui al Teatro Verdi per parlare di voi, non per parlare di noi. La vera ricchezza di questo paese sono le sue imprese, sono le imprese artigianali, commerciali, sono anche le piccole imprese familiari che resistono, si passano il testimone di generazione in generazione. Non troverete in noi un nemico, non abbiamo la bacchetta magica, ma siamo al fianco di chi produce ricchezza, perché produrre ricchezza non è una vergogna, avere la ricchezza non è una vergogna né oggetto di attacco politico o di invidia sociale. E quindi siamo qui per dire ancora una volta che questa festa, che è la vostra festa, trova il governo al vostro fianco in ogni ambito dell'attività che avete svolto, e voglio anche rivolgermi a coloro nell'ambito della scienza che saranno premiati questa sera. Siamo davvero grati e riconoscenti per tutto quello che avete fatto e che ancora farete per la nostra comunità. Grazie davvero. Grazie al Ministro Ciriani. Riprendiamo il centro del palco per proseguire con una nuova categoria di premio, quello del passaggio generazionale. Il primo premio nell'ambito del settore turistico alberghiero e va all'impresa Da Modesto di Gerometta Gianluca Enci SAS di Tolmezzo. A ritirare il premio l'amministratore legale rappresentante Gianluca Gerometta. Il ristorante bar pizzeria Da Modesto segna un ritorno alle radici dei due fratelli. Gianluca si occupa dell'amministrazione della sala, Lorenzo della cucina. Portano avanti insieme una lunghissima tradizione familiare di ristoratori iniziata negli ultimi decenni del 1800 con il trisnonno Angelo. Congratulazioni. Ringrazio Fabio Pillon, grazie per avermi aiutato. Faccio salire sul palco Eva Seminara, che nella giunta camerale rappresenta il settore dell'artigianato, così da procedere con le premiazioni. Vi ricordo sempre le motivazioni, le potete poi leggere nel libretto che avete ricevuto al vostro ingresso a teatro. Grazie. Sempre nel premio passaggio generazionale passiamo al settore artigianato con la falegnameria Pellegrini SRL di Zoppola. A ritirare il premio Ivan Muzzin, consigliere dell'impresa. Da laboratorio di falegnameria ad azienda strutturata specializzata nella produzione di serramenti in legno e in quasi un secolo di storia si è affermata per qualità, competenza e attenzione al cliente, impegno per la sostenibilità. Congratulazioni. Passiamo ora ad un'altra categoria di premio che la Giunta della Camera di Commercio ha proposto nel bando per la selezione delle imprese vincitrici.
Professioni nel cambiamento, destinato a studi professionali che, specie negli ultimi anni, hanno saputo mettere in campo idee innovative e proporre nuovi servizi a sostegno delle imprese, supportando lo sviluppo economico nei diversi settori. Il premio va a Certigem di Massimo Battistella di Pordenone. A ritirare il premio il titolare gemmologo Massimo Battistella. Il marchio Certigem rappresenta un riferimento a livello nazionale nel campo della gemmologia ed è l'unico laboratorio in Friuli Venezia Giulia dotato di tecnologie avanzate per l'analisi e la certificazione di gemme preziose e gioielli. Complimenti! Altra categoria di premio che la Giunta della Camera di Commercio ha proposto nel bando per la selezione delle imprese vincitrici, quello destinato a imprese che hanno avviato percorsi innovativi introducendo politiche volte alla sostenibilità, all'attenzione del patrimonio culturale e ambientale, all'attivazione di processi culturali integrati nel contesto dell'attrattività turistica del territorio. A giudicarselo 3 splendide realtà, la prima delle quali è Fordodo di San Giorgio di Nogaro. A ritirare il premio il fondatore e amministratore Stefano Vidoz. L'impresa progetta e realizza esperienze multimediali immersive e interattive, attiva dal 2016 a livello internazionale, si occupa di progettazione e sviluppo di contenuti, tecnologia audio-video, offrendo soluzioni su misura per esperienze culturali, aziendali e territoriali. Complimenti. Il secondo dei premi Impresa, Ambiente e Cultura è per Farfalle nella Testa, società cooperativa di Bordano. A ritirare il premio il presidente Stefano Dal Secco. La cooperativa ha consolidato la propria posizione come punto di riferimento nella creazione, allestimento e gestione di esposizioni di insetti aperte al pubblico, di progetti di valorizzazione turistica territoriale, curando la gestione di mostre, musei e campagne di sensibilizzazione sui temi ambientali. Congratulazioni. Il terzo e ultimo dei premi Impresa, Ambiente e Cultura è per Polinote, società cooperativa sociale Onlus di Pordenone. A ritirare il premio la presidente, dottoressa Giulia Romanin. Polinote è una realtà viva dove cultura e partecipazione generano valore, occupazione e bellezza. Offre percorsi formativi musicali di ogni genere e organizza festival, concerti e rassegne che intrecciano musica, cultura e identità locale. Complimenti. Il prossimo è il premio Innovazione e Trasformazione Digitale, destinato a imprese che hanno avviato percorsi di cambiamento culturale e organizzativo, attivando processi di reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi. 2 le realtà meritorie, la prima è Infostar SRL di Tarcento. A ritirare il premio il presidente fondatore Cristian Feregotto. Specializzata nella fornitura e nell'integrazione di soluzioni informatiche digitali, vanta un team altamente qualificato con una mission precisa: impiegare la tecnologia per risolvere problemi attraverso un'ampia varietà di servizi e soluzioni. Complimenti. Il secondo premio è per Top Class Promotion SRL di Pordenone. A ritirare il premio il legale rappresentante Federica Del Santo. Specializzata in marketing operativo, da 34 anni opera nel settore della progettazione e gestione di campagne di incentivazione per aumentare il business dei clienti, adattandosi ai cambiamenti dei processi di vendita, con particolare attenzione a servizi digitali e intelligenza artificiale. Congratulazioni.
Il prossimo è il premio Impresa nel Mondo, destinato alle aziende che si sono affermate in particolare sui mercati esteri, anche attraverso un percorso articolato di internazionalizzazione ed espansione, accrescendo la presenza in paesi terzi anche tramite lo sviluppo di relazioni locali. Il primo dei due premi va a Geostream SRL di Magnano in Riviera. A ritirare il premio l'amministratore unico Raul Mucciolella. Tutto inizia nel 2005 con una promessa: mettere la migliore ingegneria al servizio dell'ambiente. E Geostream la mantiene, oggi è una realtà leader nei servizi di progettazione di sistemi di bonifica del suolo e delle acque sotterranee. Congratulazioni. Il secondo premio, Impresa nel Mondo, è per MCZ Group SPA di Fontana Fredda. A ritirare il premio l'amministratore delegato, dottor Riccardo Zanette. Nata negli anni 70, l'azienda ha saputo evolversi nel tempo fino a diventare un gruppo industriale strutturato, oggi presente in oltre 50 paesi con un'offerta completa di stufe, caminetti e soluzioni per il riscaldamento domestico sostenibile. Complimenti. Proseguiamo con il premio Impresa per il futuro, destinato a imprese il cui staff sia costituito prevalentemente da giovani nati con lo spirito di intercettare i nuovi trend o di attualizzare i tradizionali. Il primo dei tre premi va a Emalab SRL di Pordenone. A ritirare il premio l'amministratore Alessio Bottos. Dall'intuizione dei soci Emanuele Flumiane e Alessio Bottos prende vita Bippo, un'app che trasforma lo smartphone in una guida turistica multimediale. E nel 2020 Bippo si aggiudica il premio Union Camere Top of the PID. Quest'anno per lo stesso premio Emalab si posiziona al secondo posto. Complimenti, congratulazioni. Il secondo dei tre premi va a OE Solutions SRL di Codroipo. A ritirare il premio l'amministratore Ciro Nicastro. L'azienda si occupa della progettazione, installazione e vendita di impianti fotovoltaici ed elettrici, impianti di riscaldamento termoidraulico e di efficientamento energetico, fornendo un servizio completo al cliente, oltre ad un'attenzione costante alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico. Complimenti anche a lei. Infine, il terzo premio Impresa per il futuro, che va a Orioli Motorsport di Orioli Giacomo Manzano. A ritirare il premio il titolare Giacomo Orioli. Nel 2018 era una piccola casetta degli attrezzi nel giardino di casa per riparare i primi componenti in fibra di carbonio. Oggi conta 14 dipendenti tra i 22 e i 35 anni, dispone di 2000 metri quadri di superficie lavorativa, un reparto di verniciatura all'avanguardia, uno dedicato alla riparazione delle plastiche e un'officina meccanica. Complimenti. E poi uno sguardo alle future generazioni. La Giunta ha confermato nel bando il premio Contaminazione Scuola Impresa, destinato a scuole secondarie di secondo grado che, grazie ad un percorso significativo nella formazione degli studenti, nell'ottica del loro inserimento nel mondo del lavoro e dell'impresa, anche grazie a progettualità specifiche sviluppate per l'alternanza scuola-lavoro, vantino una lunga storia di radicamento nel territorio di riferimento. Se lo aggiudica l'Isis Mattiuzzi Pertini di Pordenone. A ritirare il premio il dirigente scolastico Alessandra Rosset.
Dall'accorpamento tra due istituti tecnici storici, il Matteo Sipertini conta 1.400 studenti distribuiti in 64 classi, afferenti a 6 articolazioni dei settori economico e tecnologico. L'istituto costituisce un polo educativo che unisce le tradizioni e le offerte formative di entrambe le scuole, consolidando un'ampia proposta didattica nel settore economico e tecnologico. Complimenti! A lei, alla scuola. La ringrazio per l'aiuto, ci rivedremo poi al termine della cerimonia. Lo ricordo ancora a tutti i premiati, fermatevi fino alla conclusione della cerimonia perché poi tutti insieme sarete protagonisti della foto finale. Siamo arrivati al momento del nostro ospite d'onore che ringraziamo intanto per la sua partecipazione, il dottor Massimo Brai. La invito a raggiungere il podio. Direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondato da Giovanni Treccani, dal 2015, dopo essere stato direttore editoriale e redattore responsabile della sezione di storia moderna. Nel 2013 è stato eletto deputato e nominato ministro per i beni, le attività culturali e il turismo. Ha promosso la legge Valore Cultura. Nel 2015 si è dimesso dal Parlamento, ha fatto ritorno in Treccani. Come presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura si è occupato delle edizioni 2017 e 2018 del Salone del Libro di Torino. È presidente della Fondazione La Notte della Taranta che organizza il più grande festival europeo di musica popolare. Lascio a lei la parola. Grazie ancora. Grazie mille. Buonasera a tutti, buonasera Ministro Ciriani, buonasera Assessore Bini, Presidente D'Apozzo, Vicepresidente Agrusti. È davvero un grandissimo onore, una grande emozione essere qui con voi. Devo dire che quando il Presidente D'Apozzo mi ha chiamato per dirmi che voleva che fossi qui ad affrontare un tema delicato come quello dei rapporti tra cultura ed economia, mi ha davvero riempito di gioia, un po' perché con tutto il mondo camerale ho davvero molta affezione, partendo dal Presidente Sangalli. Devo dire che anch'io sono molto colpito da questi eventi calamitosi che hanno colpito questa regione. Me ne ero occupato da ministro, dicendo una cosa abbastanza semplice, che però, confesso, io dico sempre la verità, e per questo era difficile fare politica, come potete immaginare. Dissi con chiarezza che in questo Paese era abbastanza, doloroso ogni anno dover affrontare quelle che sono appunto delle emergenze climatiche calamitose e contare i morti. È ovvio che non c'è una soluzione facile, ma c'è una soluzione che è quella di dedicare più risorse alla manutenzione del nostro territorio, del paesaggio, dei beni culturali. Lo dissi con chiarezza, capendo anche che questa scelta è difficilissima farla, perché non è una scelta che crea audience. Vi immaginate appunto qualcuno nella politica che va in televisione e dice: noi abbiamo investito 1 miliardo di euro per fare manutenzione. Qualcuno mi spiegò che non avrebbe preso un voto. Ora però, se noi non facciamo questo nostro territorio, che è terribilmente vulnerabile e nello stesso tempo è straordinariamente bello, significativo, pieno di luoghi importanti, ci presenterà ogni anno questo problema. Ecco perché, se mi posso permettere, ancora una volta ripeto questo appello. Noi di questo straordinario territorio non siamo i possessori,
ma siamo coloro che devono saperlo manutenere e trasmetterlo a chi verrà dopo di noi. Queste parole non sono mie, ma sono di un uomo straordinario che era Papa Francesco. Nella sua straordinaria enciclica, la Laudato Si', Papa Francesco ci ricordava una cosa abbastanza semplice. Diceva: di questo mondo noi non dobbiamo mai avere quell'idea di essere i possessori. Non dobbiamo mai avere l'idea che possiamo maneggiarlo come se fosse qualcosa con cui si gioca e non si considera la sua importanza. Qualcuno commentò con quella meravigliosa immagine di un film, che ve lo ricorderete, che era Charlie Chaplin, che giocava col mondo. Aggiungeva: questo mondo dobbiamo trasmetterlo alle generazioni che verranno. Carlo Azeglio Ciampi, nel suo ruolo di amato Presidente della Repubblica, disse ormai più di 20 anni fa, cito: l'identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Conservare e prendersi cura di questo patrimonio, aggiungeva, è il compito e la responsabilità principale, perché noi siamo italiani grazie a quel patrimonio e nel DNA di ogni cittadino italiano. E questo significa, diceva Ciampi, capire che il nostro vivere associato è quello di una grande comunità che è tale grazie alla cultura. Invitava tutti, la politica, i cittadini, a far propria l'idea che noi avessimo bisogno di una nuova centralità dell'Italia, in ogni ambito. Ma per far questo sarà quella dimensione culturale che ci permetterà di ricostruire questa centralità. E aggiungeva, di ricostruire il tessuto umano, sociale del nostro Paese, che appare oggi messo in crisi da una generale e diffusa mancanza di ideali, di valori, di fiducia, di prospettive, che espone la nostra società al rischio di un progressivo disfacimento di quel tessuto connettivo, quel tessuto che ha fatto l'Italia. Ciampi ricordava che eravamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale con un paese che non c'era più, ma eravamo stati capaci di essere uniti, di sentirci comunità, perché, diceva, la cultura è quel collante che crea l'unità. Ora, io credo moltissimo in quelle parole. Forse il Presidente D'Apozzo mi ha sentito dirle. Per noi unità deve essere quella di essere capaci di, utilizzo una parola che Treccani ha scelto nel 2024 come la parola dell'anno, di rispettarci, di rispettare chi abbiamo di fronte, rispettare qualcuno con cui lavoriamo, rispettare chi governa questo Paese. È una cosa per me molto importante. Io credo che dobbiamo imparare tutti a rispettare le istituzioni, perché le istituzioni sono importanti, lo Stato è importante, le regioni sono importanti, i comuni sono importanti. E per far questo dovremmo davvero smetterla di leggere la politica come qualcosa, come dire, che ci contrappone in un linguaggio, in un modo di fare, scusatemi, che io credo i cittadini non capiscano più. I cittadini hanno davvero bisogno di misurarsi con quella cosa molto semplice che si chiama realtà. Forse è per questo che mi piace essere qui, tra di voi, perché nei 74 esempi che sono stati fatti,
Lo diceva bene l'assessore Bini, c'è l'Italia capace di stare in piedi, l'Italia che si alza al mattino, che lavora non lo so quante ore, infinite ore al giorno, che spesso non fa ferie, che si indebita. È quell'Italia che è la spina dorsale del Paese. Nel 2014 iniziammo un'opera in Treccani. Come è stato detto, io ho sempre lavorato in Treccani, ho iniziato facendo il lavoro più semplice, il redattore, e con enorme orgoglio, perché io voglio bene a questo posto dove lavoro, dico a tutti che chiunque tocca a Treccani mordo, perché credo davvero che ho avuto la fortuna che nessuno forse poteva avere. Lavoro in una grande istituzione culturale, in uno straordinario luogo nel centro di una meravigliosa città e mi occupo di libri. Cosa volete di più nella vita? In quegli anni ci dedicammo a un'opera che si chiama L'impresa italiana. È stata diretta da due grandissime figure, uno è Franco Amatori, uno dei più grandi studiosi dell'impresa italiana, e l'altro è Marco D'Alberti, è il giudice scelto dal nostro presidente Sergio Mattarella alla Corte Costituzionale. In quest'opera cercammo di ricostruire proprio non solo la forza economica dell'impresa italiana, ma i suoi valori. E uno dei grandissimi valori che leggendo quelle pagine scoprivo era questo delle imprese familiari. Questa è una ricchezza che nessun paese al mondo ha. Ma contando un po' attraverso quei saggi il numero delle imprese, vi assicuro, adesso non sto facendo uno spot commerciale a quell'opera, che rimarreste colpiti dal pensare che noi abbiamo più o meno un'impresa ogni 20 persone in Italia. Io me lo ripeto sempre. Io conto 20 persone e nasce un imprenditore in Italia. E questo vuol dire davvero che la nostra storia, come diceva Ciampi, non ha eguali. Perché siamo un popolo laborioso, siamo un popolo che sa fare sacrifici. A volte mi dispiace pensare che forse i miei genitori, mio nonno diceva sempre che a Lecce gli antifascisti erano 5. Era laureato in economia. Però non si preoccupava di questo. Stette più o meno un anno in carcere. Uscito però, con quella che lui chiamava avevamo fame, si mise a lavorare e cercò in tutti i modi di fare in modo che i suoi figli fossero laureati, che i suoi figli avessero una casa. Era questa l'idea di impresa che avevamo. Come dice Ciampi, erano quelli i valori che ci portavamo dietro. Ma se guardo questo mondo, quei valori ci sono ancora. Io non credo che siano scomparsi. Dobbiamo solo fare in modo che questi valori emergano. E voi vi chiederete tutto questo che c'entra con la cultura. Non so, io credo che la cultura è proprio quel DNA di noi italiani. Furono 2 i padri costituenti che scrissero l'articolo dedicato alla cultura, l'articolo 9. Uno era Aldo Moro, una figura straordinaria, e l'altro era Concetto Marchesi. Se voi leggete il dibattito che c'è nella Costituzione sulla nascita di questo articolo, si insiste continuamente su questa parola che ha fatto tanto discutere. I beni culturali vanno tutelati. Perché? Perché, come dice Aldo Moro, questi beni culturali servono principalmente a formare i cittadini, servono a rispettare la tradizione italiana, servono a caratterizzare questa nostra storia, servono a difendere quelle che si chiamano le identità culturali. Pensate quante volte discutiamo, litighiamo sul fatto se si possa o no utilizzare la parola identità, e di destra e di sinistra. Pensate che siamo un paese che si perde dietro a questo. Discutiamo se possiamo utilizzare la parola patria. Ciampi è stato il Presidente della Repubblica che più di tutti ha utilizzato la parola patria. Perché non esistono parole di destra e parole di sinistra.
esiste la lingua italiana. E quando Ciampi dice di fare attenzione all'omologazione, è perché noi rischiamo di perdere quelle caratteristiche culturali italiane. Mi è capitato da ministro di prendere alcune iniziative, di scrivere una legge, ma soprattutto una cosa di cui sono molto orgoglioso, lo dico al ministro, all'amico Ciriani, fu a Bruxelles. Il ministro ricorderà che l'Italia a un certo punto stava per aderire a un grande accordo commerciale che era il TTIP. E ci fu addirittura una fortissima pressione perché i beni culturali finissero all'interno di questo accordo transatlantico, esattamente come un bene di commercio. A Bruxelles ci fu un grande dibattito. Con la ministra francese Philippe Petit noi firmammo una lettera in base a una possibilità che dà l'Europa, che si chiama l'eccezione culturale, per cui la cultura non sarebbe entrata in quel contratto. Oggi siamo tutti molto fieri di parlare di eccezione culturale, di caratterizzazioni nazionali. Però la storia ci deve insegnare anche questo. Nel rispetto di tutti, di chi governa, di chi sta all'opposizione, ci deve ricordare che questo paese è tale perché solo in questo paese, che così è minuscolo se ci pensate. Pensate che oggi il paese di cui parliamo sempre è la Cina, siamo infinitamente più piccoli di quel paese, eppure siamo il paese che produce la maggior qualità e diversità di mele del mondo. Siamo un paese che produce quel basilico in Liguria che grazie all'incrocio di alcuni venti ci viene invidiato da qualunque parte del mondo. Siamo questo paese che regge in piedi tutta la filiera agroalimentare grazie a una quantità innumerevole di consorzi, che sono forme cooperative in cui si lavora per tutelare una storia, una tradizione. Pensate a quelli più noti, al Consorzio del Parmigiano, a quello del Gorgonzola, dove si conservano storie del 1600, del 1700. Questa è cultura ed è impresa. Pensate che c'è un paese in Sicilia, Modica, che grazie a questo cioccolato, che ha origine probabilmente azteche, fatto con i cristalli, oggi è un paese che ha un turismo straordinario. Noi dobbiamo credere in questo paese, credere nel lavoro che fate ogni giorno e dargli la forza a questo paese davvero per riscrivere una storia esattamente come facemmo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma questo paese, come ci ha ricordato il ministro giustamente, come ha detto l'assessore, non può fare a meno dell'Europa. Però anche qui, 1952, 27 maggio, un grandissimo politico italiano, Alcide De Gasperi, propose all'Europa di costruire questa comunità di difesa europea. Pensate quanti anni fa De Gasperi aveva intuito quello di cui oggi stiamo discutendo. Lo faceva perché capiva che se ogni Stato dell'Europa non avesse fatto una piccola rinuncia, noi non avremmo mai creato una vera Europa. Un'Europa capace di valorizzare identità diverse, un'Europa dei popoli, un'Europa capace di dare futuro ai suoi cittadini e di scrivere quella che è un'identità europea. Come sappiamo, quello di De Gasperi fu una proposta, un sogno che venne, ahimè, non rispettato da alcuni altri paesi europei che non volevano rinunciare alle loro prerogative. Ma noi italiani, come diceva De Gasperi, abbiamo dentro di noi questa idea di Europa. Perché? Perché è nella cultura che siamo stati capaci di superare tutti quei momenti che ci contrapponevano ad altre culture. Sono parole straordinarie. Pensate, siamo nel 1936. Benedetto Croce scrive un libro che lascia
tutta l'Europa senza parole. Dovremmo ricordarlo e rileggerlo. A Berlino iniziano a essere bruciati i libri e Croce scrive la Germania che abbiamo amato e ricorda a tutti noi che la cultura non solo non deve essere bruciata, ma è qualcosa che ci ha permesso di superare le guerre di religione, che ci ha permesso di essere uniti, che ci ha permesso, dice Croce, di sperare in una cultura europea. E se noi faremo questo, dice Croce, lasceremo a chi verrà dopo, guardate quante volte in Ciampi, in Moro, in De Gasperi, c'è questa idea che dobbiamo lasciare a chi verrà dopo di noi. Cosa dice Croce? I valori del nostro Stato nazionale. Altra parola con cui ci contrapponiamo, nazione. Eppure nell'articolo 9, quello che parla dei beni culturali e del paesaggio, c'è la parola nazione. Croce riceve il dottorato a Oxford e decide di andarlo a ritirare. Siamo sempre all'inizio degli anni 30, anni difficilissimi. Farà 2 discorsi, andrà 2 volte, 1930 e 1934. Il primo discorso sarà contro l'antistoricismo, perché spiegherà che sempre nella nostra cultura la storia ci ha insegnato a vivere civilmente, a rispettare le culture degli altri, a rispettare il valore della persona. Secondo discorso, in difesa della poesia. Pensate, l'Europa sta bruciando, c'è questo, e questo signore in treno si ferma in ogni città europea dove può e incontra intellettuali, persone che lo ospitano e racconta quest'altra storia di Europa, che è una storia di cultura, di civiltà. Non tralascia i pericoli che sta vivendo, sa bene che stanno arrivando situazioni terribili in Europa, però è convinto che sarà proprio la cultura quel momento capace di darci quella forza per creare un'Europa. Treccani quest'anno compie 100 anni, 1925-2025. Ho sempre lavorato in Treccani, ho iniziato nel 1990, quindi molti anni fa. Credo di aver iniziato il giorno dopo essermi sposato. E il direttore della redazione dove lavoravo mi chiamò e mi disse: ma lei viene a lavorare? E io dissi: guardi, era lunedì, se potessi vorrei venire domani, perché dice: ma che deve fare oggi, primo giorno? E gli spiegai che mi ero sposato da poco. E quindi davvero vivo questo posto come un posto di rara importanza. Questo posto viene voluto da un imprenditore, Giovanni Treccani. 2 giorni fa al Senato abbiamo avuto il grandissimo onore che il Presidente del Senato ha organizzato la mostra di quello che si ritiene il più importante manoscritto mai realizzato nel mondo, italiano, la Bibbia di Borso d'Este. Qualcuno ha detto che è addirittura più importante del quadro più importante del mondo, è la Gioconda di Leonardo. Pensate che in quelle 800 pagine c'è una quantità di lapislazzolo, di brillanti, che non ci sono in nessun bene culturale del mondo. A Giovanni Treccani viene chiesto da Giovanni Gentile, che è il direttore dell'istituto di Treccani, di fare attenzione perché questo manoscritto sta per essere venduto e portato via dall'Italia da un grandissimo collezionista americano. E Giovanni Treccani racconta che tirò fuori l'equivalente di quasi 5 milioni di lire. Lui ci racconta che è il costo di uno stabilimento che lui mette per comprare questo bene culturale. E anche lì le sue parole sono di grandissima importanza. Lo fa perché è convinto che i beni culturali saranno un luogo che darà
non solo importanza all'Italia, ma darà importanza a tutti coloro che di questo patrimonio sapranno curarsene. Ed ecco perché ho deciso di fare questo passo in avanti. Giovanni Treccani diventerà senatore e 2 anni dopo, nel 1925, deciderà di fondare l'Istituto Treccani. Questi istituti erano 13 nel mondo occidentale. Se prendete le leggi con cui sono istituite, sono società per azioni, tutti quanti. Quindi non appartengono, non è un luogo pubblico. Se prendete le leggi istitutive, sono molto simili. L'istituto viene formato per creare le classi dirigenti del paese, viene formato per tutelare le memorie del paese e quelle che sono, al plurale, le identità culturali. Questo è l'unico istituto rimasto. E io lo dico sempre e dappertutto, dovremmo essere orgogliosi di aver difeso questo luogo. A questo luogo, ad esempio, viene affidato il compito di creare un osservatorio della lingua italiana, perché Gentile è convinto che l'italiano è una delle poche lingue che è capace di adattarsi ai cambiamenti della società e quindi vuole che in Treccani si studino questi cambiamenti, perché la lingua è viva, dice Gentile, perché la lingua appartiene, sono sue parole, ai molti modi di essere di noi italiani. E qui permettetemi di dire, è un rimprovero per primo a me, dobbiamo voler bene a questa lingua. Noi registriamo ogni anno che ormai le parole straniere, gli anglicismi stanno riempendo questa lingua e non ce n'è bisogno, perché l'italiano è una lingua ricca, è una lingua viva e dobbiamo parlare l'italiano. Giovanni Treccani costituisce questo istituto. Vuole che attraverso questo istituto si riesca a tenere insieme, come ci dice ancora, tutta quella parte dell'Italia capace di contribuire alla valorizzazione della cultura. Ecco il secondo termine presente nella Costituzione. Dobbiamo valorizzare la cultura perché la cultura ci dimostra, qui a Pordenone ce lo dimostrate ogni anno attraverso il Festival Pordenone Legge, che con la cultura non solo possiamo migliorare le situazioni economiche, possiamo dare da lavoro, ma possiamo anche migliorare le condizioni culturali, sociali di tutti noi, perché i giorni di Pordenone sono giorni di incontro, di dialogo, sono giorni di apertura verso tradizioni culturali differenti alla nostra. Ecco che l'occasione di Pordenone, città della cultura italiana, credo che sia una straordinaria occasione. Un'occasione per far capire come l'impresa, come giustamente è stato detto sia dal Ministro che dall'Assessore, in questa regione è un bene comune, un bene diffuso. 74 premiazioni, la tradizione, l'innovazione nella cultura, l'innovazione rispetto ai grandi cambiamenti. Tutelate un bene culturale che è quella tradizione del lavoro, questa è una grandissima parola che dovremmo sempre sottolineare, che appartiene alla nostra storia. Mi è capitato di conoscere un grandissimo intellettuale, che era Giorgio Pressburger, scomparso nel 2017. Sono venuto più volte a Trieste per incontrarlo e poi ho avuto il piacere di avere i diritti a pubblicare un suo libro meraviglioso che vi invito a leggere, si intitola Sulla fede. È una lunga e profonda meditazione su cosa davvero significhi oggi avere fede. E ci spiega Pressburger che la fede
è uno dei tanti momenti e delle tante tradizioni culturali, capace di influire sulle relazioni umane, capace di tutelare la memoria, capace di tutelare l'identità. Dobbiamo avere fede delle nostre storie, delle nostre culture, della nostra capacità di rispettare le nostre radici, di evitare la dissoluzione della nostra identità culturale, di difendere le identità locali. Questa è cultura. E aggiunge una riflessione bellissima. Pensiamo al limes romano, a quel confine permeabile e mobile lungo il quale si combatteva, senz'altro, ma allo stesso tempo nascevano incontri e scambi, il contrario del muro che divide e separa in modo irrevocabile. Sappiamo infatti che in epoca antica, nell'area dell'Italia nord-orientale, i confini erano definiti approssimativamente dai territori occupati dalle varie popolazioni e mutavano in base ai loro spostamenti. Ecco allora che questi confini risultavano fluidi, assumevano caratteri diversi, c'erano i confini naturali, quelli etnici, quelli politico-militari. Uno dei casi più interessanti è quello del fiume Timavo, la cui foce storicamente è sempre stata considerata il confine sud-orientale del Friuli, ma le cui sorgive sul Monte Nevoso hanno rappresentato in epoca molto antica il primo luogo di contatto culturale tra Venete e Istri. Questa è la cultura. Questo, come è stato ricordato, è un luogo che ha una serie di siti UNESCO straordinari. Forse questa è un'attività che tutto il mondo dell'impresa, col mondo della politica, può accompagnare per una vera crescita culturale ed economica. La valorizzazione dei siti UNESCO. Mi è capitato in questo ruolo che svolgo in maniera volontaria, presiedendo la Fondazione Notte dell'Atalanta, di venire un mese fa. Ho incontrato la bravissima assessore al bilancio Barbara Zilli, con la quale abbiamo discusso di queste due tradizioni che forse si sono incontrate, che sono quelle della pizzica, che è questa danza arcaica che rintracciamo nel Salento, e della furlana. E la cosa interessante che un professore ci ha spiegato portandoci ad Aquileia è che in quel mosaico ci sono molti segni che sembrano rimandare a punti di incontro tra queste due tradizioni. Forse è stato, come dire, una tradizione cristiana, giudaico-cristiana, che è arrivata sino a questa terra, che è passata a Venezia e è arrivata in Puglia, che ha creato questi momenti comuni. Ma quello che abbiamo tutti condiviso è che la cultura del dialogo è una cultura che ci aiuterà a vivere meglio. L'assessore Bini ci ha detto giustamente che l'impresa chiede semplicità. È vero, è verissimo che è difficile, come dire, cancellare un gran numero di leggi che si sono stratificate negli anni. Però voglio dire che un paese come l'Inghilterra ha una norma finalizzata proprio a questo. Ogni anno una piccola commissione governativa semplifica le norme. Ho il grande piacere di essere molto legato a Marco D'Alberti, questo grandissimo giurista, che ha fatto questa proposta. Pensate come sarebbe più semplice eliminare una parte di burocrazia, che è una burocrazia che nasce soltanto dalla sovrapposizione di norme. È ovvio che non è un rimprovero che si può fare a questo governo, perché sono norme che risalgono a 20, 30, a volte anche di più, come Marco D'Alberti ha spiegato. Però forse un paese unito dovrebbe smetterla di litigare
e capire che se rappresentate quella spina dorsale e che ogni 20 persone c'è uno di voi, forse dovrebbe davvero lavorare insieme per rispondere alle vostre attese, ai vostri bisogni, alle vostre necessità. Io credo che questo modo di intendere la cultura e l'economia possa rappresentare proprio quello che è un segno del valore dei beni comuni. Questo lo dice il nostro Presidente della Repubblica, che sono fondativi della nostra identità nazionale e che ci permettono di avere consapevolezza della nostra storia e non meno del senso civico. Questo lo voglio sottolineare, sono parole bellissime. Noi non dobbiamo smarrire il senso civico e di quel sentimento di appartenenza a una comunità solidale. Anche questo è un valore davvero non negoziabile, che si declina principalmente in una parola: responsabilità. Anche nell'esperienza istituzionale, io sono andato via dopo 22 mesi, credo di averlo raccontato una sola volta. Mio padre a un certo punto mi scrisse una lettera. Diciamo, vivevamo un periodo un po' politico difficile, adesso non starò a ricordare perché, in cui il Parlamento era abbastanza bloccato e mio padre mi mandò una lettera, mi disse: adesso è il momento che vai via da quel Parlamento e torni a lavorare in Treccani. E io mandai una lettera al Presidente della Camera e andai via. Però credo che la politica sia una cosa molto importante, molto bella, se fatta con passione, se fatta, come dice il nostro Presidente, per favorire la nascita e la crescita di quei cittadini che avranno probabilmente un'identità europea, per rispettare le caratteristiche identitarie di questo Paese, che sono la cultura, ma sono l'impresa. Perché in quei 2 volumi che abbiamo pubblicato si capisce che questa impresa, questo Paese, dal 1400 sa fare impresa. Il Presidente Mattarella ha fatto il viaggio di Stato l'anno scorso in Cina. Treccani ha preparato questa mostra su Marco Polo e per me è stato motivo di orgoglio che quella mostra fosse inaugurata dal nostro Presidente del Consiglio e chiusa dal nostro Presidente della Repubblica. Perché in quel momento, in una città di così ricca cultura, veniva fuori soprattutto una cosa: che noi italiani, quando vogliamo, siamo sempre capaci di vincere qualunque sfida. Grazie. Ringraziamo il dottor Brai e riprendiamo con i riconoscimenti speciali. Chiedo al Cavalier Massimo Paniccia, componente della Giunta Camerale per il settore delle piccole e medie industrie, di raggiungermi sul palco. Arrivano ora 2 ambiti premi, premio Giovane Imprenditore e premio Imprenditrice, selezionati grazie al fattivo contributo e al coinvolgimento dei 2 relativi comitati insediati in Camera di Commercio. Grazie e buonasera. Iniziamo. Giovane Imprenditore del 2025 è Lucrezia Zilli di Estra SRL di Maron di Brugnera. Lucrezia però sta per diventare mamma e quindi a ritirare il premio è il papà Andrea Zilli, che chiamiamo sul palco. Il riconoscimento e naturalmente anche i fiori per la figlia. Nel 2016 Lucrezia si trova davanti ad un bivio: diventare socia dello studio di architettura dove lavora o mettersi in gioco. Sceglie la seconda, entra in Etra, l'azienda fondata dal padre, specializzata nella fornitura di componenti metallici e accessori per l'industria del mobile e dell'arredo. Oggi è vicepresidente dell'azienda. Congratulazioni e porti i nostri complimenti a Lucrezia. Premio Imprenditrice del 2025 va a Elena Zulli, Corte SPA di Buia.
Se a 20 anni le avessero chiesto cosa voleva fare da grande, Elena avrebbe risposto il medico. Invece interrompe gli studi di medicina per rispondere alle sempre maggiori necessità dell'azienda di famiglia, la Corte SpA, impresa che si occupa della raccolta, selezione e valorizzazione di sottoprodotti metallici provenienti da attività industriali e produttive. Elena oggi è presidente del Consiglio di amministrazione della società. Complimenti, congratulazioni. Procediamo con i premi decisi dalla Giunta camerale per sottolineare aspetti peculiari della vita economica dei territori di Pordenone e Udine. Primo riconoscimento speciale assegnato a Zuliani Gianlucio, Trattoria da Primo, Pozzuolo del Friuli. A ritirare il premio i titolari Gianlucio Zuliani e Anna Maria Pagotto. Premio conferito per una vita dedicata alla ristorazione, quale modello di imprenditoria familiare che per oltre 50 anni ha reso la propria trattoria un punto di riferimento insostituibile per la sua comunità. Congratulazioni ad entrambi. Faccio avvicinare per i prossimi 2 conferimenti anche il Presidente D'Apozzo, accanto a Paniccia. Prossimo riconoscimento speciale va a Paolo Mazzolini, Mazzolini Arredamenti SRL di Ovaro. A ritirare il premio Maurizio Mazzolini, fratello di Paolo. Guidato dalla passione e dalla propria conoscenza di gioielli d'epoca e oggetti d'arte, ha saputo creare una realtà eccellente che porta lustro al territorio. Oggi la collezione presente in negozio vanta oltre 1 migliaio di gioielli d'epoca. Complimenti davvero, congratulazioni. Rimanete entrambi. Chiamiamo sul palco Massimiliano Pratesi, Udine. Esempio di professionalità di alto livello, unisce competenza, spirito di servizio al forte impegno associativo, dando voce e valore alla categoria degli agenti di commercio a livello nazionale. Agente di commercio dal 1992, Pratesi è un professionista rigoroso che vanta collaborazioni con importantissime multinazionali italiane ed internazionali. Grazie. Si riaccomoda il Presidente D'Apozzo, resta con me il Cavalier Paniccia per il prossimo riconoscimento speciale che va a Friultrota di Pighin SRL San Daniele del Friuli. A ritirare il premio il titolare Mauro Pighin. Azienda che ha saputo innovare la tradizione valorizzando un prodotto ittico simbolo del Friuli in un'eccellenza gourmet, ambasciatrice della qualità e della cultura friulana nel mondo. Pighin ha saputo trasformare la passione per la pesca e per il fiume Tagliamento in uno straordinario prodotto. Congratulazioni. Prossimo riconoscimento speciale al Comitato Friulano Difesa Osterie di Udine. A ritirare il premio il presidente Enzo Mancini. Da 40 anni voce anima delle osterie, baluardo di un patrimonio di convivialità, cultura, identità del territorio friulano. Alcuni numeri: 30 osterie iscritte dei territori di Udine e Pordenone e 7 presidenti, 250 soci, 2 volumi celebrativi, uno attualmente in stampa per il 40ennale. Congratulazioni. Congratulazioni davvero, adesso saliranno dalla platea i prossimi premiati. Riconoscimento speciale che va a Sina SpA, Società Industriale Autoveicoli di Pordenone. A ritirare il premio la titolare Cinzia Sina. Attenzione alle scale. Da solida realtà familiare a leader nel settore automotive, esempio di visione imprenditoriale, crescita, profondo legame con il territorio.
Gli inizi si devono all'intuizione dei fratelli Duilio e Michele Sina, che negli anni 60 comprendono le potenzialità di un mercato in espansione. Vanno a Torino per acquistare le auto semestrali dei dipendenti Fiat e rivenderle nel territorio pordenonese. L'azienda investe in sostenibilità e digitalizzazione, promuovendo veicoli elettrici e servizi smart come la prenotazione online e la consulenza da remoto. Congratulazioni, complimenti. Riconoscimento speciale alla Lattonerie Trevisan SRL di Pasiano di Pordenone. A ritirare il premio Walter Trevisan, vicepresidente del Consiglio di amministrazione. Esempio di successo imprenditoriale e familiare, dove il passaggio di testimone valorizza l'eccellenza artigiana della lattoneria con una visione proiettata verso il futuro. L'impresa vanta 57 anni di attività, il suo fondatore Ettore Trevisan ha ceduto con orgoglio il testimone al figlio Walter. Congratulazioni. Prossimo riconoscimento speciale a Petras SRL di Tolmezzo, a ritirare il premio il socio Alex Dionisio. Modello di commercio di prossimità che genera valore per l'economia montana, rafforzando il senso di comunità e il legame con il territorio. Un core business sviluppato nel settore degli alimentari, una mini catena di negozi, autentiche sentinelle nel territorio, che servono anche le zone periferiche di montagna per salvaguardare e tutelare tutti i consumatori. Complimenti anche a lei. Prossimo riconoscimento speciale a La Stella di Cleva Regis, di Bertolissi Giuliana NC SAS, di Meduno, a ritirare il premio il titolare Regis Cleva. Il vicepresidente Agrusti si affianca a Paniccia per la consegna di questo riconoscimento. Esempio di ristorazione d'eccellenza che, partendo da solide radici familiari, valorizza con maestria i sapori e i prodotti del territorio, unendo tradizione locale a una visione moderna. Un ristorante dove la cura dei dettagli si ritrova ovunque, nelle tavole apparecchiate con originalità, nei vivaci quadri, nei libri sparsi, nei cesti di mele e di pane, in un'atmosfera di casa che caratterizza anche la cucina. Foto, sorriso verso i fotografi. Congratulazioni. Congratulazioni. Prossimo riconoscimento speciale va a Luxury Amerac SRL di Malborghetto, a ritirare il premio il proprietario Alessandro Pedone, presidente da Pozzo. Tutti. Modello di accoglienza che unisce design e benessere, interpretando l'ospitalità di lusso in chiave autentica, in un'esperienza che valorizza la storia, la cultura e il patrimonio naturale locale. Raffinato Hotel 5 Stelle, nato dal recupero di un edificio del XV secolo, un tempo fucina del ferro carinziano per il fondaco dei tedeschi di Venezia. Storia e contemporaneità si fondono in un'esperienza di puro fascino, lì dove si incontrano Italia, Austria e Slovenia. Congratulazioni. Ancora un riconoscimento speciale qua all'ingegner Luigi Campello, Pordenone. Manager di caratura internazionale, buonasera, ha saputo guidare fasi complesse da protagonista, contribuendo al successo di una grande azienda, friulana prima, multinazionale poi. Campello, dopo la laurea e un master, entra in Zanussi, dove è responsabile della pianificazione e controllo, segue da vicino il progetto per una delle prime fabbriche di compressori in Cina. Con l'arrivo di Electrolux passa al settore elettrodomestico come responsabile dei processi di integrazione con la multinazionale svedese. Dal 2005 al 2012 ricopre il ruolo di direttore generale di Electrolux Italia. Gestisce l'azienda in un periodo difficile, ponendosi l'obiettivo costante di valorizzare al massimo le produzioni
produzioni e i centri R&D italiani nel contesto globale del gruppo. Il risultato è che Pordenone ancora oggi è un polo rilevante nel panorama globale del settore elettrodomestico. Grazie e congratulazioni. Adesso la saluto, grazie, ci rivediamo più tardi. Siamo arrivati al momento clou della cerimonia con il conferimento delle targhe dell'eccellenza, rappresentate da un'artistica e preziosa rappresentazione dei mestieri abbinata alla riproduzione della medaglia dell'Inussio, per la cui concessione il grazie va al Museo Gortani di Tolmezzo. Invito al centro del palco il Presidente D'Apozzo. La prima targa dell'eccellenza è alla Ricerca e Innovazione Medica 2025. La Giunta ha inteso destinarla a Massimo Robioni, che invitiamo sul palco. Direttore della clinica di chirurgia maxillofacciale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, professore ordinario di chirurgia maxillofacciale all'Università degli Studi di Udine, direttore del Dipartimento Testa, Collo e Neuroscienze dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Vado a leggere la motivazione di questa targa dell'eccellenza. Un percorso professionale di eccezionale valore, vanta un'esperienza clinica e scientifica di altissimo livello, guidata da una visione della medicina fondata su due pilastri: l'eccellenza tecnologica e l'umanizzazione delle cure. Un leader straordinario, pioniero nelle più moderne tecnologie, che abbina a una non comune attenzione al paziente e al lavoro di squadra. La sua autorevolezza, riconosciuta anche con la nomina a esperto nel tavolo tecnico ministeriale per le patologie oncologiche testa, collo, porta lustro al territorio, incarnando un modello di sanità che unisce avanguardia e profonda sensibilità umana. Con il suo operato rende onore alla terra friulana. A lei la targa dell'eccellenza. Le chiedo se vuole dire due parole. Io innanzitutto sono molto emozionato, ma non posso fare a meno di ringraziare il Presidente, il Vicepresidente Agrusti. Grazie veramente per questo riconoscimento che arriva in un momento particolare di un grande impegno, dove la sanità italiana sta attraversando un momento di grandissima difficoltà. Noi ci stiamo impegnando tutti e penso che proprio il Friuli Venezia Giulia possa rappresentare una regione talmente virtuosa da creare quella rinascita e quel rilancio per il nostro sistema sanitario nazionale, che affonda delle radici importantissime in una profonda dinamica costituzionale. Grazie. Grazie e congratulazioni, complimenti davvero. Sì, venite a direi per questo momento clou della cerimonia, avvicinatevi tutti, grazie. Targa dell'eccellenza nell'economia del 2025 va a Maurizio Cini, che invitiamo sul palco. Una carriera illuminata, vanta una visione imprenditoriale di altissimo livello nel campo dell'elettronica, ha ridato vita, prego, al marchio Prionvega, icona del design italiano, un'operazione mossa dalla passione e da una rara capacità di valorizzare un patrimonio di genio e bellezza. Un leader straordinario, custode di un mito, la cui leadership abbina il rigoroso rispetto per i maestri del design a un'innovazione che guarda al futuro, con il suo operato che celebra il più nobile saper fare e il Made in Italy rende onore alla terra friulana. Congratulazioni. Prego. Io intanto devo ringraziare tutti, soprattutto
la mia soddisfazione di essere in questo contesto veramente straordinario. Ho piacere di ricevere questo premio, anche se il percorso è ancora in fase iniziale, e spero che mio figlio e i miei colleghi riusciranno a proseguirlo negli anni, perché far nascere un marchio che valeva solo in Italia a livello mondiale è sicuramente una grossa sfida. Grazie. Grazie, grazie davvero. Rimanete a questo punto tutti schierati per la targa dell'eccellenza nella ricerca e innovazione medica 2025. Chiamiamo sul palco Silvia Franceschi. Buonasera, prego, a lei il centro della scena. Vi leggo la motivazione per questa targa dell'eccellenza, figura di riferimento nella ricerca oncologica. La sua carriera esemplare unisce il più alto rigore scientifico ad un profondo patrimonio umano. Ai vertici della ricerca mondiale ha ricoperto il prestigioso incarico di direttore scientifico del CRO Aviano, testimonianza di un legame indissolubile con il territorio. La sua ricerca fondamentale sulle infezioni virali, causa anche di sviluppi tumorali, ha guidato la prevenzione su scala globale. Vincitrice di numerosi premi internazionali e inserita nel ranking dei più importanti scienziati del pianeta, la sua visione ha arricchito la comunità scientifica e il nostro sistema sanitario. Con la sua opera, che incarna un modello di eccellenza, passione e intelletto al servizio dell'umanità, rende onore alla terra friulana. Un applauso carico di gratitudine per lei, prego. Grazie veramente. Effettivamente io lavoro qui a Pordenone dal 1984, anche se ogni tanto sono stata in giro, e quindi potevo anche qualificarmi per chi lavoratrice di più di 40 anni. Se poi andiamo da quanto lavoro in medicina è più di 50, quindi insomma ho la mia anzianità di cui vado molto fiera. Avete esagerato ovviamente in tutto quello che voi avete detto, però molti di voi sapranno che da poche settimane ho dato ad altri il compito molto onorevole e anche molto difficile di essere direttore scientifico del centro di riferimento oncologico di Aviano. Tuttavia i cambiamenti non devono essere mai troppo bruschi. Quindi continuo a frequentare da volontaria Aviano un paio di giorni alla settimana e ho anche alcuni progetti che sono veramente importanti per continuare a fare di Aviano un punto di riferimento internazionale. Dei progettini con quest'uomo qua accanto che, come sapete, è inarrestabile e anche a volte introvabile, devo dire, però insomma direi che potrei ancora avere delle cosine da fare e sono molto contenta di ciò. Grazie a tutti, grazie delle parole molto importanti che avete detto su questa regione e anche sull'importanza di fare impresa e cultura. Grazie, grazie a lei anche per la sua generosità professionale e umana che è giusto sottolineare. Beh, insomma, sono onorato di chiudere questa serata con questi tre personaggi straordinari che abbiamo premiato adesso. Straordinari sono anche tutti quelli che hanno preceduto le premiazioni, perché oggi è questa giornata qua, è la vostra giornata, è la giornata delle persone che tengono vivo questo paese, tengono viva questa regione, hanno la passione e la speranza senza la quale non c'è nulla. Ecco, viviamo in un periodo cupo, pieno di preoccupazioni, però qua si respira l'aria dell'ottimismo. L'ottimismo è la molla straordinaria con la quale riusciamo ad andare avanti ogni giorno e pensiamo al futuro anche delle nuove generazioni. Voglio quindi ringraziarvi per questa vostra partecipazione. Questa è la dimostrazione di come Camera di Commercio è un corpo vivo, non è un luogo dove si fanno carte pratiche, è diventata una istituzione fondamentale
nel nostro territorio, che sa dialogare con una regione che ha saputo capire bene qual è lo spirito delle imprese. Io ho sentito il discorso del Presidente, ho sentito il discorso dell'assessore Bini, devo dire sono rimasto veramente colpito perché c'è questa sintonia straordinaria che si è creata in questi anni, non per caso, l'abbiamo cercata, l'abbiamo coltivata, e questo produce un bene straordinario per tutti quanti noi, per tutti quanti le persone che sono qua presenti, che si dedicano in vario modo alle imprese dell'agricoltura, della cooperazione, dell'artigianato, dell'industria. Qua c'è tutto questa cosa qua, che è una cosa veramente straordinaria ed importante. Il professore è sparito? Ah, eccolo qua. Credo che il professore, come capita sempre nelle nostre cose dove si parla di economia, di industria, introducendo sempre un elemento di cultura. Io credo che il vostro applauso ha sottolineato l'apprezzamento per il suo intervento così profondo. La Treccani è partner da molti anni di Pordenone Legge, e questo è un fatto che nobilita noi e anche la Treccani con responsabilità. Però la Treccani... Ricordo solo una cosa brevissima. Io mi ricordo nella mia vita precedente incontrai un giorno il ministro Spadolini, che era ministro della difesa, venne a trovarmi a Casarsa, perché Casarsa era Caput Mundi, e mi ricordo, avevo appena sottoscritto una legge per l'abolizione del servizio di leva. E Spadolini mi dice: Agosti, tu non capisci. La leva, l'Italia, l'unità d'Italia l'hanno fatta i Savoia e la leva. Ma perché la leva? Perché la leva aveva insegnato l'italiano agli italiani. Ricordiamoci, dopo la guerra, la leva ha fatto sì che gli italiani cominciassero a studiare l'italiano, i famosi corsi Cracis nelle caserme. Un popolo dove l'80% della popolazione giovanile era analfabeta, anche dalle nostre parti, e venne insegnato l'italiano. La custodia dell'italiano sta però in quella roba lì, nella Treccani, che ha nobilitato la lingua italiana. Non è solo un dizionario, è una straordinaria operazione di cultura del nostro paese, con la quale faremo ancora grandi cose. L'ultima conclusione è questa, non è una notizia felice. Ieri ci ha lasciato per sempre Gianmario Rossignolo. Gianmario Rossignolo è stato un piemontese arrivato qua per salvare la Zanussi, che era in una crisi quasi irreversibile. Arrivò qua a capo di una compagine di una società svedese. Non fu facile far accettare alla politica, alle istituzioni, alle maestranze, che degli svedesi venissero ad acquistare il gioiello dell'industria friulana nazionale dell'elettrodomestico. Me la seppe prendere in mano. Arrivò qua malvolentieri, ma diventò un grande pordenonese. E quindi vorrei che oggi, non un minuto di silenzio, ma un applauso lo ricordassi. E l'ultimo saluto è ai rappresentanti delle forze dell'ordine che sono qua. Noi non li possiamo premiare perché non fanno parte, non sono associati a nessuna delle nostre associazioni, anzi spesso le controllano. Però dobbiamo a loro l'affermazione della legalità e della sicurezza di cui c'è, e lo vedete ogni giorno, straordinario, importante bisogno. Quindi anche a loro rivolgiamo un applauso. E questo applauso è il loro premio. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i premiati, a tutte le autorità, grazie a chiunque ha reso possibile questa serata. Invito tutti i premiati a salire sul palco perché, come più volte sottolineato nel corso della premiazione, è arrivato il momento della foto di gruppo con tutti i protagonisti di questa giornata. Grazie mille, molto gentile. Grazie.